Conegliano Calcio hanno festeggiato, dicevo, domenica scorsa la promozione nel campionato di promozione e oggi si continua a festeggiare, oggi si continua naturalmente a giocare perché arriva il Ponzano che ha altri problemi. Voi avevate quello della promozione, loro purtroppo si giocano una fetta importante del loro campionato e allora con te, con il presidente Piero Dal Mas, vogliamo invece parlare di quello che è successo insomma una settimana fa. Ne abbiamo già parlato sui quotidiani, ne parliamo quest'oggi su Streaming Sport, grazie intanto al nostro tecnico Vincenzo Russo in cabina di regia, e allora andiamo con Piero Dal Mas. Intanto complimenti Presidente. Sì, abbiamo avuto grande soddisfazione e vi ringraziamo per il vostro contributo, per aver diffuso la nostra gioia per questa vittoria di campionato. È una gioia che non tocca soltanto te, ma tocca un'intera società naturalmente, e in questo caso anche un'intera città, perché abbiamo detto, è stato sottolineato più volte, sono 13 anni che si mancava da questa categoria, ma soprattutto Conegliano mancava da una categoria importante. Sì, tengo a sottolineare che io sono un componente del consiglio direttivo, ho la carica del presidente, ma noi siamo un organo collegiale e tutti hanno la loro importanza. Detto questo, sì, io sono proprio venuto qua 13 anni fa, se ben ricordi, quando prendemmo per mano quello che c'era e abbiamo iniziato un percorso che poi è stato anche tortuoso e interrotto in un certo momento, e abbiamo dato continuità a un progetto nel 2020 per cercare di far tornare la società dove è più propriamente il suo posto, cioè almeno il campionato di eccellenza, perché la città è una città importante e quindi ha un bacino d'utenza importante sia dal punto di vista sportivo che economico-sociale, e quindi dobbiamo dar lustro attraverso il nostro operato anche alla città di Conegliano. Una città che, lo abbiamo detto molte volte, lo abbiamo sottolineato negli anni passati, è una città che stenta ad entusiasmarsi e voi sui quotidiani in questo periodo, in questa promozione avete proprio sottolineato il fatto che la città deve muoversi, deve stringersi intorno a questa città anche a livello di sponsorizzazioni, giusto? Sì, noi mi pare che abbiamo dato modo di dire che la bontà del nostro progetto esiste, che la società è assolutamente in sicurezza sotto tutti i punti di vista, è sostenibile. Per continuare però noi abbiamo bisogno della città adesso ci deve venire incontro, noi siamo venuti incontro alla città, ci sono dirigenti che vengono anche da fuori città, il primo sono io, ma questo non vuol dire niente perché mi sento a tutti gli effetti coneglianese a questo punto qua, dopo 7 anni che sono qua che faccio il dirigente, però adesso abbiamo bisogno anche un po' di più dalla città, ecco. Non è la volontà di piangersi addosso assolutamente, noi vogliamo crescere, che la società sia sostenibile, avere anche a livello, come hai visto, giovanile, sì. Penso che una stagione come questa sia irripetibile, a vedere tutte le sue squadre primeggiare, quindi faremo dei campionati elite il prossimo anno importanti, continuerà adesso la fine stagione con giocarsi i titoli assoluti regionali, e speriamo che la città risponda assolutamente. Quattro squadre bene, parlavo prima con il DS Bruno Gava che è vicino a noi e tra poco interpelleremo. Mancato soltanto i giovanissimi oggi, ma è rimandato alla prossima settimana. No, i giovanissimi sono primi in classifica, manca una giornata e vediamo. I giovanissimi non sono partiti con i favori del pronostico perché è una squadra mista, diciamo, con primo e secondo anno assieme, con tanti elementi del 2009 interessantissimi, che avranno anche la possibilità di confrontarsi in futuro con platee molto superiori alla nostra, questo è orgoglio da parte della società, sì. E quindi un gran applauso a Fantinelli e Tazzariol e al progetto Academy, che senza questa aggregazione con gli amici di Parè e di Campolongo non sarebbe successo, diciamo. Erano anni che si parlava di questo e finalmente siete riusciti a concretizzare
concretizzarlo. E allora sono dovuti arrivare io, tra parentesi, che vengo, no, io sono da Cappella Maggiore. Dormo solo a Vittorio Veneto, ma sono da Cappella Maggiore. No, scherzi, chiaramente c'era la volontà da parte di tutti di mettersi assieme per far sì che il Conegliano, inteso come ambito globale della città, potesse riavere un settore giovanile importante. Qua sono stati vinti negli anni 72 scudetti a carattere nazionale con gli juniores, e quindi siamo un punto di riferimento anche extra regionale, una piazza importante, quindi era d'obbligo fare questo. Io vorrei che, ma vedo che Paolo Doimo e Francesco Iannotta sono d'accordo, si andasse avanti in modo proficuo, si migliorasse addirittura questa nostra situazione. Per poter far giocare sia i campionati importanti a livello giovanile, ma anche l'attività di base e l'attività, vorrei dire, di quartiere, perché se il comune ci dà una mano dal punto di vista della sostenibilità, dandoci delle strutture a posto, moderne ed adeguate agli anni che viviamo, si può fare ancora meglio. Sì. Ne parleremo poi magari, perché so che a fine, grazie a Piero Del Mas, presidente appunto del Calcio Conegliano, ne parleremo, dicevo, poi a fine partita con il sindaco, che dovrebbe arrivare per salutare anche tutto il settore giovanile. Allora, con Bruno Del Mas e Bruno Gava, intanto facciamo vedere le mani, perché poi i maligni, sai che i maligni, ci sono dei maligni che insomma le metti in tasca. Perfetto. Allora, no, scherziamo naturalmente, ma i social purtroppo non scherzano certe volte. Allora, Bruno, è arrivato, ce l'avamo sentiti una ventina di giorni fa, mi pare, a Pieve di Soligo. Tu chiaramente avevi detto no, aspettiamo perché ancora non è fatta, e in effetti avevi ragione. Poi invece domenica contro il Vazzola avete strappato questo biglietto per salire in eccellenza. È una bella soddisfazione anche per te, immagino. Per tutti, soprattutto, non per me, per il calcio conegliano, per la città di Conegliano, e penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra veramente bene, perché tra il presidente, il direttore generale e i consiglieri di questa società qua hanno messo a disposizione una squadra di altissimo livello. Tu hai sempre detto a 360 gradi, perché poi con il settore giovanile, adesso mi dicevi poco fa, 4 sono quelle che hanno raggiunto il loro intendimento, mancano solo i giovanissimi che oggi purtroppo non hanno vinto, ma potrebbero farlo con un punto di vantaggio la settimana prossima. Sì, c'è questa possibilità di vincere il campionato anche di giovanissimi, che sono primi a un punto dalla Robeganese. Speriamo che domenica vincano, così facciamo 4 squadre che hanno vinto il campionato su 5. Penso che sia un risultato indimenticabile. Penso proprio di sì. Dopo bisogna dar merito anche ai presidenti del Campolongo, il presidente del Campolongo e il presidente del Parè, che hanno contribuito a questa famiglia, perché secondo me c'è da dire che l'unione fa la forza, e se sono tutti quanti che contribuiscono a lavorare insieme, si può fare delle cose belle su questa città importante. Tu questo campo lo hai calcato da giocatore, insomma i campi della Marca li conosci, poi sei emigrato, sei andato un pochino più in alto, beato te, e la città meritava insomma un campionato prossimo, questo di eccellenza, che può essere una base di partenza, anche se sarà abbastanza duro, come già mi accennavi te. Sì, campionato eccellenza, è un campionato difficile, è un campionato molto duro, con delle squadre molto attrezzate, e bisogna cercare di attrezzarci anche noi e di cercare di mantenere la categoria, e dopo pian piano cercheremo anche di migliorarci anche su questo aspetto qua. Ne parlavo poco fa con Stefano Andretta, facendogli la classica domanda da giornalista, così che e adesso? Lui dice adesso comincia a diventare serio il discorso, perché bisogna fare le cose ancora meglio.
Sì, ma penso che la società sia attrezzata per fare un campionato di eccellenza. Logicamente cercheremo di lavorare bene, cercare di sbagliare il meno possibile e dopo il prossimo anno tireremo le somme e vedremo come facciamo in campionato, insomma. Nei nostri precedenti incontri, nelle precedenti chiacchierate dicevamo che avevi fatto una bella squadra, avevi scelto le persone giuste, i giocatori giusti. Tu mi avevi detto abbiamo cambiato Pedroso per motivi personali che se n'è andato, però abbiamo fatto due scelte giuste, quelli di De Pin e del Papa, e avevi ragione, insomma sei andato a centrare altri buoni obiettivi. Sì, sicuramente abbiamo dato equilibrio alla nostra squadra, dove che il girone d'andata qualche piccolo errorino in mediana le facevamo. Con l'arrivo del Papa e di De Pin abbiamo messo a posto anche la linea mediana che ci ha dato qualcosa in più per arrivare all'obiettivo. È una squadra che secondo te dovrei rinforzare in molti reparti, oppure l'ossatura, perché ti ritrovi un'ossatura che ha qualche anno in più, no? Aspettiamo. Sì, è presto, godiamoci. Qui si scatenano quelli dei social. Aspettiamo, perché manca ancora un'altra partita, ci sono le feste da passare, Pasqua, e dopo, quando abbiamo finito il tutto, ci sediamo a tavolino e insieme alla società decideremo cosa fare. Bruno, il presidente prima diceva adesso Conegliano deve muoversi, deve stringersi intorno a noi perché lo meritiamo, abbiamo dato segno che la società c'è, che si può lavorare, quindi serve la città, servono anche degli sponsor, inutile dirlo. Tu mi avevi accennato che servivano anche laggiù, c'è un campo così, servirebbe un bel sintetico, la buttiamo là. Beh, sintetico, logicamente se si ha un campo sintetico molto probabilmente riesci a lavorare bene anche con i ragazzi, non c'è il problema di fare manutenzione, perché col sintetico ti leva parecchie cose sotto l'aspetto degli allenamenti, e riesci anche a programmare gli allenamenti in una certa maniera. Speriamo che l'amministrazione comunale ci stiano a fianco e che ci diano una mano soprattutto per migliorare le strutture. Bene, grazie a Bruno Gava. Se mi mandi Fabris, vediamo. Intanto passa Della Colletta, il portiere, sì. No, vedo con estrema felicità che dice di no. Vediamo se riusciamo ad avere qualcun altro. Vieni Fabris, dai, vediamo se riesco ad avere. Rizzo, vuoi parlare tu? Ciao, bene, allora intanto che stanno rientrando i giocatori in campo, vediamo se riusciamo ad avere Martini, che prima mi diceva che non voleva parlare, ma siccome sappiamo che invece è capace di parlare, che ne dica lui, noi lo portiamo qui in centro e diamo un'occhiata a quello che è, insomma. Beh, intanto questo bellissimo campo, perché è ritornato, insomma, di un bel verde, sarà anche ben curato, però insomma è un bel colpo d'occhio. Ci giriamo da questa parte, che siamo in favore di telecamera. Allora, qui nessuno, sì, ci mettiamo da questa parte, qui nessuno si sbilancia per quanto riguarda il prossimo anno, ma è ancora troppo presto, perché almeno vi godete queste settimane. Sì, è ancora un po' troppo presto, e sicuramente la società si sta già muovendo, però adesso ci godiamo i festeggiamenti e poi vedremo da farsi. Per Martini non è il primo campionato vinto, immagino, no? No, conoscendoti. Ormai è il quarto, sono contento, sono felice e poi si vedrà. Si dice sempre che l'ultimo sia il più bello di tutti, è vero? Sì, spero che non sia l'ultimo, però vedremo anche con i problemi fisici se riuscirò a continuare oppure. Quest'anno hai avuto qualche problemino fisico, no? Sì, e non da poco. Non da poco, ho fatto un intervento al ginocchio a luglio, però non ne sono più uscito, e adesso vediamo
ho una visita da fare, adesso vediamo cosa mi diranno. Ho cercato di carpire da Bruno Gava perché dico, la carta d'identità di alcuni tuoi senatori comincia ad essere un pochino elevata, no? Ma non sono riuscito a strappare nessuna dichiarazione. Tu insomma hai già firmato per il prossimo anno, rimani? Se gli acciacchi fisici me lo consentono, sì, poi vedrò, vediamo se potrò continuare oppure no. Dove è stata la svolta o qual è stata la scintilla che ha permesso a questo calcio conegliano di ritornare lì dove merita? La svolta secondo me, a parte il gruppo che non ha mai smesso di crederci, di allenarsi, non abbiamo mai mollato, e questo è stato il frutto di questa vittoria, di questo campionato. È un po' la cosa principale, più importanti, soprattutto in queste categorie, no? Sì, in queste categorie il gruppo conta tantissimo, poi se hai giocatori di un certo livello ti fanno la differenza, però il gruppo è fondamentale in queste categorie. Un giocatore di un certo livello che anche lui non sa parlare è Paolo Zanardo, che si è proprio sparito, no? E anche lui la carta d'identità comincia a crescere, però vi ha tolto veramente tante castagne dal fuoco quest'anno. Sì, Paolino, a parte la carta d'identità, però se sta bene fa la differenza ed è un bel giocatore ancora, sì. Insomma, ma non buttarti giù nemmeno te. No, ne avrei ancora qualche anno, però vediamo. Bene, in bocca al lupo e naturalmente ancora anni per Martini per quanto riguarda questa squadra e perché no anche i prossimi impegni. Vediamo se riusciamo a parlare con il tecnico del Ponzano, perché ricordiamoci che se la partita è di festeggiamenti ancora per quanto riguarda la formazione del Conegliano, la compagine del Ponzano invece arriva qui a Conegliano con il chiaro tentativo, insomma, di fare il risultato per la propria stagione che sta andando verso la chiusura. Stai dando le ultime indicazioni, perché oggi tocca a te andare in panchina perché il mister è stato squalificato, no? Giusto? Sì, esatto, è qualificato fino all'11 aprile, quindi tocca a me. Tocca in un bel momento particolare questo, no? Insomma, oggi arrivate a giocare contro una squadra che si può dire, poi magari ci sbagliamo, però non ha più niente da dire, ha dato tutto, ha vinto, ha fatto, tocca a voi oggi cercare di strappare il risultato. Sappiamo che sarà dura, però noi ce la mettiamo tutta. Poi se i ragazzi danno tutto dal primo al 90°, poi l'importante è quello, che diamo tutto, poi dico sempre che il risultato è una conseguenza. Che campionato è stato? Perché a parte impegnativo anche questo di promozione, per voi avete avuto alti e bassi? Alti e bassi, un po' di difficoltà dovute all'organico, siamo tanto giovani anche noi, quindi anche un po' di inesperienza, e quindi è andata così, errori da imparare, cose belle, cose brutte, e quindi cerchiamo di finire bene. Poi quello che sarà la tua prima volta oggi in panchina da mister? Già fatto, sì. Vabbè, allora va bene, tranquillo. Allora. Bene, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Grazie. Bene, abbiamo salutato anche la compagine del Ponzano. Vediamo se c'ho qualcuno. Gava, sì, c'ho ancora Omar Gava, che è stato ingaggiato, diciamo così, come ultimo. Sto dicendo che sei stato ingaggiato come ultimo acquisto, anche se non sei un calciatore o un giocatore, ma ultimo acquisto a livello dirigenziale, ed è una delle scelte che ho elogiato da parte del calcio conegliano, perché inserire nel proprio organico un ex arbitro, tu sei un ex guardialine nazionale, sì, assistente, e quindi mi pare una bella soluzione. Intanto come va? Buongiorno a tutti, niente, è una nuova avventura che passiamo da essere nel terreno di gioco, dopo ho fatto anche da dirigente e osservatore sempre per seguire gli arbitri,
tuttora posso dire che comunque arbitro ancora a livello amatoriale, però togliendomi il discorso della FIGC posso avere anche questo ruolo come dirigente col calcio conegliano, il quale ancora ringrazio dal presidente a tutto il consiglio direttivo che mi hanno chiamato nell'ultimo periodo a intervenire, a venire a dare una mano a questa società dove, che dicevo, già da piccolo facevo il tifoso, ero sempre qui in tribuna, sulle tribune, adesso essere dentro nel terreno di gioco e dare una mano alla società, e comunque sono sempre vicino agli arbitri perché questo comunque è il mio ruolo, fa piacere, è un orgoglio. È una cosa importante sicuramente, anche perché con gli ultimi casi che ci sono stati anche in giro per l'Italia, insomma, questi assalti a questi arbitri giovani, insomma, si fanno altro che rovinare uno dei, anzi il più bel sport del mondo, diciamocelo, insomma, il calcio non ha bisogno di questi atteggiamenti. La tua figura servirà anche per spiegare a giocatori, a dirigenti molte volte, che cosa fare e come fare. Certamente. Vediamo ancora episodi brutti nel giro per l'Italia. Purtroppo il calcio è un po' particolare, parliamo tanto di terzo tempo, però il terzo tempo qui sul calcio deve ancora arrivare, siamo ancora molto molto lontani, soprattutto a volte sul settore giovanile, dove i genitori si scatenano contro un arbitro, dove che alla fine sono ragazzini che arbitrano, cercano di divertirsi e rovinano anche le partite, anche i propri ragazzi che stanno giocando, i figli, e quindi potrebbero anche essere un po' più tranquilli. Capire un po' di Capire che sbaglio dell'arbitro, vediamo in Serie A col VAR, può succedere di tutto. Qui da noi dobbiamo avere un po' di più cultura, che manca. Spero che questo, comunque, da parte mia, di portare serenità, ma qui a Conegliano non penso che manchi, però fa piacere, non guasta mai. Bene, grazie ad Omar Gava, che ringraziamo, grazie a te per essere stato qui con noi. Allora siamo proprio in chiusura, proprio una battuta prima di andare in campo. Lo facciamo con Stefano Andretta, tecnico vincente in questo caso della promozione del Conegliano. Mancano pochi minuti, ti lascio andare quasi subito, insomma, per affinare le ultime cose. Dicevo a quelli del Ponzano che per loro è una partita importante, per voi come la giocate? Tu avrai detto naturalmente negli spogliatoi, conoscendoti, guardate ragazzi, non mollate perché qui non fate sciocchezze, è questo che hai detto. Poi la testa com'è? Concentrata? Ma è fuori discussione che noi dobbiamo cercare di onorare fino alla fine, anche perché ci sono anche altre realtà che giocano per lo stesso obiettivo del Ponzano, quindi è chiaro che noi non faremo il massimo, sì, assolutamente sì. Poi non è facile giocare senza obiettivi e senza avere la motivazione importante della classifica dei punti, però sicuramente ci sarà serietà e professionalità. Ci eravamo sentiti la settimana scorsa quando ancora non era ufficiale del tutto, adesso c'è l'ufficialità, insomma siete salite in eccellenza a questo campionato, ne parlavamo prima, bisognerà fare le cose ancora meglio adesso per prepararci a questo difficile e duro campionato. Beh, guarda, mi sa che ci siamo sentiti anche la settimana scorsa dicendo che adesso è anche bello godersi queste 2 settimane dove abbiamo la possibilità di godersi il momento, di vivere giorno per giorno, allenamento per allenamento, anche quello che è stato uno spirito di gruppo veramente devastante, che è stato quello che nei momenti difficili ci ha portato sempre a rialzare la testa, e vi posso garantire che c'è stata veramente una coesione tra tutti importante, quindi i risultati non sono frutto del caso. Adesso ci godiamo ancora questa settimana, quella prossima, e dopo chiaramente i programmi verranno fatti dalla società a partire dai vertici e poi a caduta tutto il resto. Guardando la formazione hai fatto un po' di turnover? Ma no, io ho una squadra di parecchi titolari, per cui è una squadra assolutamente competitiva dove gioca chi sta meglio, come si suol dire. Bene, allora ti lascio andare perché i tuoi ti reclamano, e quindi a dopo per il commento finale. Grazie mille. Grazie a te. Era Stefano Andretta, abbiamo concluso quindi questa panoramica, rientriamo in cabina stampa e poi naturalmente andremo a commentare la gara qui da Conegliano per Conegliano Ponzano, il campionato di promozione già vinto per il Conegliano, da ricercare la salvezza e la tranquillità per il Ponzano. Linea alla regia.
Buon pomeriggio dal comunale Narciso Soldan di Conegliano, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova in cabina e naturalmente alla regia troviamo Vincenzo Russo. Buona giornata e buon pomeriggio a tutti, rientriamo e ritorniamo, insomma per me è un po' un ritorno, un paio d'anni che manchiamo da questa bellissima cabina che abbiamo creato negli anni passati quando RC Radio Conegliano, un po' Radio 80, c'erano un po' tutte, c'era molta vivacità all'epoca per quanto riguarda il seguire il Conegliano, poi le strade si sono un pochino allontanate e quindi adesso ci siamo per seguire questa gara, questa partita che riguarda il campionato di promozione Veneto Girone E. Domenica 2 aprile con le squadre di Conegliano e Ponzano. Allora il Conegliano, dicevamo, ha già festeggiato domenica scorsa vincendo contro il Vicenza, contro il Vazzola, ha festeggiato appunto il passaggio nel campionato di eccellenza. Oggi ci sono ancora festeggiamenti da onorare, ma soprattutto c'è una partita da onorare, quella contro il Ponzano, perché è un Ponzano che arriva a Conegliano con una situazione non molto felice, diciamo così. Servirebbe strappare qualche punto oggi al Ponzano per rimanere appunto in linea di galleggiamento e vedere quello che succederà appunto nel corso delle ultime gare che andremo magari a seguire con un riepilogo generale nelle prossime settimane. Allenatore Stancanelli che va in tribuna perché è stato squalificato, quindi abbiamo intervistato prima in prepartita il tecnico che lo sostituirà. Per quanto riguarda la formazione di Conegliano poi andremo ad elencare l'11 che Stefano Andretta ha scelto. Abbiamo sentito anche poco fa il mister Stefano Andretta appunto ai miei microfoni che cosa è riuscito a dire, che cosa ha detto per questa stupenda stagione che ha coronato con una promozione. E allora andiamo a vedere, nell'attesa di vedere i due 11 entrare dal tunnel del Soldan, vediamo il Ponzano che si schiera con Bau, Manno da Riva, Kurjakovic, Giuliotto Crosato, Gasparetto, Durante, Berzacola, Losci e Mason. In panchina portano Marcon, Fogliano, Marchesin, Zago, Lovisetto, Perrone, Hairulla, Sommavilla e Zambello. Questo per quanto riguarda l'11 del Ponzano con relative riserve, chiamiamo così, diciamo così, che vanno in panchina naturalmente con il mister. E allora il Conegliano 1907 come la dicitura esatta di questa società, e allora il Conegliano presenta questo 11 che ha scelto Andretta, manda in campo Della Colletta, Lungu, per lui una terza volta mi pare che giochi da titolare, poi Magli, Del Papa, Sordi, Ton, Mutton, Tonon, Bozzon, Ballomà, Vuanello. Vanno in panchina con Stefano Andretta, De Cecco, Granziera, De Pin, Pinarello, Zanardo, Boscarato, Donadon, Messedaglia e Della Giustina. Questo per quanto riguarda 11 e panchina, mentre trovano posto le due panchine, diciamo così, con i due tecnici che si stringono la mano e si danno il classico in bocca al lupo. Naturalmente arbitra l'incontro il signor Nicolò Costantin della sezione di Castelfranco Veneto, sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Vincenzi della sezione di Castelfranco sempre e dal signor Riccardo De Carberi della sezione sempre di Castelfranco, quindi oggi Castelfranco la fa da padrona con arbitro e i due guardialine. Allora tutto è pronto per andare a seguire naturalmente con la nostra telecronaca, andare a seguire questa gara, questa partita che per quanto riguarda appunto la formazione di casa può avere un'importanza relativa soprattutto a non sfigurare e soprattutto a non
dare spazio poi a polemiche, perché succede sempre così, no? Quando una squadra è già tranquilla di promozione come il Conegliano, può essere che la testa poi insomma non pensi più a questa gara. Questa cosa, come diceva prima Stefano Andretta, non dovrebbe e non dovrà succedere. Stefano Andretta è già pronto lì davanti alla sua panchina a dare subito qualche indicazione ai suoi. Parte la gara con la maglia blu con risvolti gialli per i classici colori del calcio conegliano, mentre biancoverdi sono quelli del Ponzano. Attacca subito la formazione del Conegliano, che viene fermata in fase di ripartenza da parte del Ponzano, e allora ci andiamo a seguire questa ripartenza, questa volta del Conegliano, affidata a Ton, che mette a terra la palla e è pronto a lanciare, pronto a svariare per trovare un compagno libero. Ton la mette dalla parte opposta del campo, va a servire ancora il numero 3 Magli, che viene a spingere in avanti, ancora Magli, l'1-2 è riuscito, poi si bloccano lì, poi in qualche maniera la palla rimane ancora tra i piedi dei giocatori del Conegliano, con Magli, Alvise Magli, classe 2002. Parecchi giovani schierati in questa attenzione a questo lancio, buona l'azione, palla che forse era terminata fuori, no, l'arbitro dice di no. C'è stato anche il primo tentativo di andare a rete, di andare verso la rete con questo tiro dai 25 metri, nulla di fatto, e allora palla che rimane e permette ad Arriva di impostare l'azione, il lancio lungo sulla fascia di competenza. Ton arriva un pochino lento, poi riprende in seconda battuta il pallone e lo offre al Sordi, che va a trovare il numero 8 Tonon, che si gira, controlla palla e prova a far ripartire i suoi, con Del Papa in mezzo al campo, alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi Bozzon fa girare bene, anticipato però Buanello, che non riesce a mettere giù il pallone e a costruire, e allora ci prova ancora una volta Ton con le mani. Questa volta sarà lui ad incaricarsi della rimessa in gioco con le mani, mano lunga per Bozzon, che di testa prova a svariare verso il centro, palla però che viene presa dai giocatori del Ponzano, un pochino in difficoltà nell'uscita dalla propria retroguardia, un po' lenti, danno la possibilità poi al Conegliano di posizionarsi. Eccolo qui il pressing effettuato subito ancora una volta da Magli, che va a prendersi la palla, poi il colpo di testa di Ton viene fermato, si gioca ancora in mezzo al campo con Ton che si va a prendere anche il fallo in questa uscita, con palla tra i piedi, mentre cominciano anche ad arrivare i primi risultati dell'eccellenza, che vedono il Lia Piave in vantaggio per 1-0 contro l'Istrana. Ton alla battuta. Qui siamo nel campionato di promozione, lo ricordo per chi si fosse posto soltanto adesso in visione e in ascolto di streamingsport.it. Ricordo che la formazione di casa ha festeggiato domenica scorsa con la vittoria contro il Vazzola la promozione nel campionato di eccellenza. Oggi gioca naturalmente la seconda partita consecutiva in casa, onorando e cercando di onorare naturalmente questa gara. Alla fine partita ci sarà anche la possibilità di conoscere il buon settore giovanile che la formazione, la compagine, la società ha allestito quest'anno, una stagione indimenticabile come dicevamo in precedenza. Attenzione a questo movimento di Berzacola che viene a portare palla al numero 8 Durante che cerca di andarsene, viene bloccato dal difensore del Conegliano, palla che in uscita viene poi ricucita, viene poi ripresa da Manno, che ancora gli viene ritornata la palla, ma c'è il numero 9 Bozzon che se ne va lungo la fascia sinistra del campo. Bozzon si gira, non la trova più, e allora hanno ragione i tre del Ponzano a riguadagnare la palla, a riguadagnare la sfera. Il pallone viene lanciato lungo ancora con difficoltà, come dicevamo in precedenza, difficoltà di impostazione e di ripartenza da parte del Ponzano, che ha difficoltà a prendere palla e a rigiocarla poi.
controlla bene Vuanello va al tiro, la deviazione, c'è il gol. Vuanello, un tiro che fa subito applaudire il Soldan. Al quarto minuto di gioco Vuanello va in gol, il tiro da circa un 22-23 metri con una leggera deviazione che ha messo fuori causa Matteo Bau, classe 93, un portiere tra l'altro anche di esperienza, ma si è trovato questo missile che aveva preso una stranissima traiettoria con questa deviazione. E allora 1-0 per la formazione di casa, che mette subito in chiaro che insomma ha poca voglia di scherzare, ha poca voglia di concedere. E allora vediamo Stefano Andretta già lì davanti, quasi vicino all'entrata sul terreno di gioco, che sta controllando i suoi, vuole controllare che sia tutto a posto, che nessuno molli, e che, come ci diceva prima in intervista. Quinto minuto di gioco, come vi dicevo, 1-0 per il Conegliano, che instrada la partita nel miglior modo possibile. Viene in avanti però il Ponzano, che prova a reagire subito cercando di catapultarsi nell'area del Conegliano, con Della Colletta che fa viaggiare il suo compagno di squadra, torna indietro perché tutto è ormai chiuso lì davanti, si sono chiuse le linee sia difensive che del centrocampo del Ponzano che poi perde in malo modo il pallone per ben 2 volte, riesce a riconquistarlo sul pressing del Conegliano. Del Papa la mette giù, poi il pallone non arriva a compimento verso Tonon, palla che viene riconquistata adesso da Mouton, e allora se ne va Mouton ma sbaglia il passaggio e c'è il controllo preso e trovato dalla formazione del Ponzano, che prova a venire in avanti con Berzacola, che non riesce però a girarsi perché il contrasto con Sordi è di quelli che favorisce il giocatore, il difensore. Buona la ripartenza del Conegliano, mette a terra Vuanello, l'autore del gol, che subisce anche il fallo. L'arbitro dice di sì, in effetti è così, quindi c'è Vuanello che sta dicendo un paio di cose a Lungu, un 2004 Lungu, mentre Vuanello è un giocatore di esperienza, classe 92, gli ha spiegato un po' che come vorrebbe la palla in uscita e in appoggio per riuscire a controllarla meglio. Ton la scaraventa lunga in avanti ancora per Bozzon che cerca di andarsene, si gira bene, il colpo di testa a favorire l'inserimento del numero 10 Mballoma, che non lo so se riesce a l'arbitro dà la punizione. Sì, ci sono anche nuovi ultras, mi dicono, e quindi li salutiamo, insomma, perché ben vengano. Insomma, Conegliano, come dicevamo con il presidente in precedenza e con il direttore sportivo Bruno Gava, Conegliano deve incominciare a stringersi intorno a questa squadra. La città stessa dovrebbe viverla un pochino di più, ma questo lo stiamo dicendo da anni, forse da secoli, perché sono un po' vecchiotto anch'io. E quindi due sul pallone, Mbollà e Del Papa. Vediamo che cosa succede, di chi è la rincorsa. Sì, ci prova lui ed è gol. Bella questa punizione dalla mattonella intorno al 15° minuto di gioco. Vediamo esattamente il minuto, è l'8° minuto di gioco quando Mbollà trova il gol del 2-0. Giulio Balloma! E allora Balloma mette dentro una bella punizione su cui Matteo Bau non può fare assolutamente nulla, e la palla va ad insaccarsi per il 2-0 della compagine di casa, che mette subito in cantiere questa partita, insomma, senza nessun problema per il momento. 8 minuti di gioco in cui si è visto soltanto il Conegliano e si è visto il Ponzano cercare di portare la palla in avanti, far arrivare la palla verso Berzacola e Losci, con moltissima però difficoltà, perché le chiusure ci sono
dappertutto, e in questo caso pochi gli spazi lasciati aperti, lasciati andare dalla formazione del Conegliano. Vengono in avanti ancora i gialloblu con Uanello l'autore del primo gol, Uanello che se ne va, lascia tutto sul posto e poi arriva la deviazione, Tonon di sostegno, e allora Tonon per Ballomà che prova a girarsi, prova ad andare uno contro uno, non ha vita facile, poi cerca di metterla dentro, poi si porta la palla sul fondo, ha un pochino esagerato forse, vediamo se l'ha toccata qualcuno. Sì, l'arbitro dice di sì, anche il guardialinee, quindi si riprenderà con un calcio d'angolo per la formazione del calcio conegliano, che va alla battuta con il suo numero 8 Davide Tonon, classe 2003. Sentite come le annate sono abbastanza giovani, anzi sicuramente giovani per quanto riguarda questo conegliano del futuro. Buono il colpo di testa, la palla danza lì in mezzo all'area, poi l'arbitro vede qualche cosa, un fuorigioco probabilmente o un fallo, e quindi nulla di fatto. Si arrabbia un po' la linea difensiva del Ponzano, però la difficoltà è quella proprio di uscire, come dicevamo in precedenza. Vi ricordo che il tecnico del Ponzano è in tribuna perché è stato squalificato, e quindi a fare le veci del tecnico è Carfuro, mi pare, se non erro, che abbiamo sentito in precedenza. In avanti ancora Durante che dà sulla fascia destra del campo, la mette dentro, è buono, è bravo anche Della Colletta ad uscire di pugno e a spazzare l'area, viene in avanti, prova ancora ad impostare l'azione il Conegliano, anticipato il tentativo di prendersi il pallone da parte di Bozzon sul passaggio di Mutton, nulla di fatto. Con le mani ancora la ripresa affidata al Conegliano, con Del Papa che si piazza davanti, poi la sua posizione classica davanti alla difesa, per cercare naturalmente di unire difesa e centrocampo e poi fiondare ad affondare per le punte. Oggi vi ricordo che della linea degli 11 titolari, diciamo così, Granziera, De Pin e Zanardo, che hanno più o meno sempre giocato, insomma, per quanto riguarda la stagione, sono in un turnover, sono in panchina, e probabilmente vedremo se avremo l'occasione di vederli sicuramente nel secondo tempo per qualche minuto, oppure se Andretta, visto anche come si è messa la partita, avrà la voglia di far giocare, di dare minutaggio naturalmente ad altri giocatori che hanno trovato magari poco spazio durante l'anno. Bravo Della Colletta che non si spaventa dell'arrivo di Losci per cercare di prendere il pallone, può ripartire dalla parte opposta la formazione del Conegliano, che viene in avanti, manovra con Ballomà, l'autore del secondo gol. Ancora il tentativo di lancio dalla parte opposta del campo, viene fermato in prima battuta dal Ponzano, che poi perde il pallone, e allora lo riguadagna il Conegliano, che va con Ton a manovrare sul capitano Ballomà, che viene a portar palla sempre per linee orizzontali, poi verticalizza su Bozzon che la tiene lì, poi cerca di girarsi, controllato dal suo diretto avversario, palla per Tonon che torna indietro, perché come avete visto e come potete vedere chiudono le linee del Ponzano. Adesso questa occasione viene sprecata in malo modo, con un tentativo di voler mettere dentro da parte di Uanello il pallone, che è rimasto lì, non ha viaggiato, e allora nulla di fatto per la compagine di Conegliano, che dopo 8 minuti si trova in vantaggio per 2-0 senza grossi problemi per il momento, appunto, per la formazione di casa. Adesso stiamo sentendo anche gli ultras di cui dicevamo in precedenza. Finalmente vediamo una tribuna abbastanza numerosa sicuramente, e dopo tanti anni questa gradinata di fronte alla tribuna che comincia ad animarsi nuovamente, chissà sia un seguito naturalmente di questa città, di questa Conegliano, che come dicevamo in precedenza sia con Bruno Gava e sia con il presidente Piero Dalmas ha bisogno di ritrovarsi, ha bisogno di stringersi attorno a questa squadra, a questa società. Ancora il Ponzano che cerca di buttare dentro questo pallone, ci riesce anche, poi la ripartenza è difficoltosa per Del Papa, che viene fermato lì, palla che va ancora a Giuliotto in mezzo al campo per Losci che prova l'1-2 riuscito, e allora
ancora in verticale. L'idea c'era, l'idea di Kurjakovic era buona, però palla che poi finisce innocua tra le braccia della Colletta, che va al rinvio con le mani per trovare naturalmente Ton, che gli ritorna il pallone, sfera ritornata, e allora ancora su Ton, che alza gli occhi, guarda la posizione dei suoi, voleva trovare Del Papa, che poi si avvede che dietro a lui c'è il giocatore numero 5 Sordi e gli lascia il pallone. Vanno in avanti quelli del Conegliano per trovare naturalmente e provare ad affondare, però è un 2-0 che insomma accontenta già la formazione di casa, ha messo al sicuro, ha messo tranquillità a questa gara, perché ormai sono le partite in cui non hai niente da perdere, che poi potrebbero diventare le più difficili, no? Il Conegliano invece l'ha subito messa bene, viene in avanti ancora il Ponzano con Durante bloccato, la palla torna indietro, non c'è sviluppo, crosato per Kurjakovic dalla parte opposta, come fa segno ancora per Dariva, che la scaraventa in avanti, poi la tiene in qualche modo Mason, poi c'è il rinvio di un giocatore del Conegliano, cercava Bozzon che non è riuscito a controllare il pallone, e allora c'è Lungu che la mette fuori, la fa andare lontano dalla porta, e allora c'è ancora la possibilità di vedere il rinvio della Colletta, e si fanno sentire, eccoli lì, i giallo-blu dalla parte opposta alla tribuna, una bella pattuglia di giovanissimi che fa anche abbastanza caldo, e quindi c'è qualcuno a torso nudo, ma ci sta, insomma, al sole si sta veramente bene quest'oggi, quindi giornata tipicamente primaverile, tipicamente di aprile. Bozzon che chiama il fallo, e così è, dice l'arbitro, il signor Costantin della sezione di Castelfranco Veneto. Sul pallone i soliti Del Papa e Mballomà. Dialogano i due, poi chiedono l'aiuto di Lungu che torna indietro, si fa anche un preziosismo Ton per il colpo di tacco a far viaggiare il suo compagno. Mballomà viene a prendersi palla proprio nel metacampo del Conegliano, per linee orizzontali ci prova ad andare Sordi, che poi fa viaggiare ancora sulla fascia, vediamo se la mette dentro, era Magli, che è partito bene in questo primo frangente, in questa prima parte di gara, sta spingendo sulla sua fascia di competenza, e allora palla che viene messa dentro con le mani, poi forse c'era anche un fallo in gamba tesa, l'arbitro lascia correre, colpo di testa ancora di Ton a sventare il tentativo di venire in avanti da parte, esce della Colletta fuori dai pali, ma tutto sotto controllo, portiere che esperto questo Matteo Della Colletta, che nonostante la carta d'identità targata 2000 è un portiere che si è fatto un po' di ossa in quel di Pieve di Soligo negli anni passati, e qui a Conegliano sta facendo molto molto bene. Tutto dalla parte opposta, ancora per Magli, che va a scegliere la linea ancora sinistra, poi è tutto chiuso e allora si torna indietro con Sordi e Magli. Attenzione a questi passaggi orizzontali, un po' pericolosi, ma non c'era nessuno. Del Papa viene a mettere ordine insieme a Mballomà. Mballomà ancora per trovare Lungu, che la mette dentro. L'idea sarebbe anche buona, ma non c'è nessuno perché tutti si sono spostati qui sulla prima parte, e allora niente da fare anche per il Ponzano. Palla persa, palla gettata via, palla perduta. Del Papa che prova a mettere ordine, i due, Mballomà e Del Papa, giocano a centrocampo, mani in tasca per Stefano Andretta, che sta controllando i suoi con il radar. Ton, e adesso è accademia, diciamo così, per quanto riguarda il Conegliano, che può affondare. Secondo me sta tirando un po',
stava cercando di entrare in area di rigore Mason, non ci è riuscito perché il doppio intervento da parte della difesa del Conegliano blocca tutto, poi Bozzon che tocca male il pallone per Mouton di prima intenzione, poi la tiene ancora Bozzon, ma c'è Mouton sempre sulla fascia sinistra del campo, vuole palla Bozzon, non gliela dà e poi Mouton sbaglia il passaggio, può ripartire la formazione ospite con il tentativo subito pressato alto da parte del Conegliano che blocca sul nascere il tentativo di impostare l'azione. Vedete con quanta difficoltà riesce a far arrivare palla sia al centrocampo sia alle punte che sono lì davanti tra Berzacola e tra Losci. Hanno toccato veramente pochissime palle in questi minuti iniziali del primo tempo. Ton che va leggero con il passaggio, troppo corto, e gli dice a Lungu di avvicinarsi, ma insomma Ton non me ne voglia, ma il pallone era piuttosto cortino, la colpa forse era un pochino sua. Palla gettata in avanti, l'arbitro fischia, c'era il fallo visto e allora ferma il pallone all'altezza della metà campo con i due del Papa Mbollomà che provano a dialogare, a mettere luce. Bozzon bravo per questa girata che fa andare ancora dalla parte opposta, ancora Bozzon prende palla, si gira bene, si era girato molto molto bene perché il suo difensore aveva abboccato alla finta, però poi è riuscito con il piede a contrarlo e niente da fare per Bozzon, anche lui uno dei giocatori interessanti e di categoria per quanto riguarda il Conegliano. In area Bozzon, Uanello, Mouton, il colpo di testa del numero 4 Kuriakovic a mettere fuori l'altro numero 4 ovvero del Papa a sostenere ancora l'azione del Conegliano che spinge in avanti, guadagna una rimessa in gioco con le mani la formazione di casa. C'è Tonon che si incarica di battere la rimessa in gioco, si fa vedere Mouton, prova a tenerla, ci riesce, aveva tentato il numero, il tunnel, non riuscito, arriva del Papa a sostenere il suo, ancora dalla parte sinistra del campo, mette dentro questa palla, tentativo di anticipo di Uanello che arriva in ritardo perché c'è l'anticipo di un giocatore, di un difensore del Ponzano che mette in calcio d'angolo. E allora c'è il calcio d'angolo per la compagine giallo-blu di casa. Arrivano le torri, rimane però in difesa Ton che di solito ha un ottimo colpo di testa, esce bene Bau e fa sua la palla, prova a rilanciare i suoi, a velocizzare il tentativo di ripartenza. Vedete come viene bloccato in questo caso da Alvise Magli con un fallo sul giocatore che blocca la ripartenza. E allora ancora da Tergo per la spinta del Ponzano, colpo di testa di questo giocatore che fa rientro, chiede scusa perché ha posizionato male, tra l'altro era Dariva che non è riuscito a mettere a centro area questo pallone, ha avuto un po' di paura anche nell'andare al confronto e a battere di testa perché c'era il suo diretto avversario che andava in copertura. Palla ancora oltre la metà campo con Ballomà che la tiene molto bene, vediamo, sì, bravo ad andarsene in mezzo a due, poi ritornano i due del Ponzano, hanno vita facile 2 contro 1, palla ancora per Dariva che allora va indietro per trovare Crosato per Kuriakovic, eccolo Kuriakovic ancora, alza la testa, non vede nessuno però che fa il movimento, allora vorrebbe che qualcuno si muovesse ed eccolo qui che viene a prendersi palla Durante, però torna palla indietro e allora lentissima l'uscita del Ponzano per il tentativo di ripartenza. Vedete come c'è troppo, qui c'è un fallo da Tergo e ci sarà la prima ammonizione probabilmente, sì, ammonito il giocatore del Ponzano che ha sgambettato da dietro il giocatore del Conegliano che si era involato.
mi pare sia Durante l'ammonito. Viene a sostegno ancora, mette dentro Bozzon, bravo per toccarla ancora, va al tiro Mouton, palla però che termina a lato, nulla di fatto. Buona l'intenzione di Bozzon, il colpo di tacco per far viaggiare Mouton. Mouton è riuscito a prendere il pallone, però poi male ad indirizzarlo verso la porta di Bau. Ancora Bozzon che viene a prendersi palla, Del Papa, Mbollà, Del Papa in avanti ancora, sostegno, Buanello, l'autore del primo gol, va ancora su Del Papa, Ballomà sventaglia bene sulla fascia sinistra del campo, il tentativo di andarsene, di passare da parte di scavalcare il suo diretto avversario di di Mouton non è riuscito, e allora può riprendere la formazione del Ponzano con Dariva che va indietro per mettere l'impostazione di Kurjakovic, che sceglie di andare su Crosato, palla sbagliata, Bozzon ancora che si intestardisce in mezzo a due, Bozzon tiene palla perché con il fisico che ha può permettersi questo ed altro, Bozzon guadagna un fallo, Ballomà con la fascetta del capitano che si sta staccando dal braccio, adesso se ne accorge, viene in avanti ancora il Conegliano con Mouton che manovra con Magli, palla persa sulla fascia sinistra del campo e allora riparte il Ponzano, aveva cercato la sventagliata Kurjakovic, non se l'è sentita, tutto ancora sulla fascia destra del campo per cercare Berzacola che è costretto a venirsi a prendere la palla però indietreggiando e quindi si allontana dall'area di rigore del Conegliano. Ballomà che viene in avanti, Ballomà per Uanello, fascia destra del campo, Uanello che converge, potrebbe andare al tiro, è tutto coperto e allora sceglie di andare intelligentemente dalla parte opposta dove arriva Mouton di piccolo trotto per il pallone. Ancora bisogna trovare spazi, Tonon per Mouton, buona l'entrata, il tentativo di colpo di testa non riuscito, ancora dalla parte opposta, forse c'era il tocco di mano di Bozzon, l'arbitro lascia andare. Ha tentato per ben due volte, agendo dalla destra e dalla sinistra, il Conegliano cercando di mettere dentro due palle insidiose per i suoi attaccanti, non riuscite, e allora tutto dalla parte opposta per il Ponzano che si presenta per la prima volta in area di rigore del Conegliano con un'occasione che avrebbe potuto diventare interessante, poi non ho capito se è scivolato sul terreno di gioco oppure ci ha messo il fisico Ton, sta di fatto che Mason non si è più trovato il pallone tra i piedi, pallone che è finito in fondo campo e quindi pericolo scampato per il Conegliano e occasione diciamo perduta per il Ponzano. In avanti ancora il Conegliano che cerca di uscire, Tonon la manovra, la tiene, poi fa viaggiare Bozzon, eccolo, mette a terra il pallone, punta l'uomo, uno contro uno, entra, riesce anche il tunnel nei confronti del suo diretto avversario, poi vorrebbe il calcio d'angolo, ma così non è perché l'ha toccata lui per ultimo, dice l'arbitro, il signor Costantin della sezione di Castelfranco Veneto, e si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco effettuata da Bau, il portiere del Ponzano, che fa viaggiare i suoi, ma come vi dicevo abbastanza lenti nelle ripartenze e quindi già posizionate linee difensive e del centrocampo, come avete visto Del Papa blocca tutto sul nascere, non permette lo sviluppo dell'azione del Ponzano, nulla di fatto. Ton per girare ancora, Tonon che è venuto a prendersi, Tonon che è venuto a prendersi il pallone nella propria metà campo, sventaglia tutto dalla parte opposta, cerca di tenerla Buanello e allora trova invece il suo tecnico, trova Andretta che blocca il pallone, lo concede agli ospiti cercando Kurjakovic che mette dentro questo pallone, il tentativo di Gasparetto di
prendere e di deviare il pallone non riesce, buttato in avanti da parte della formazione di casa, il pallone è ancora lì, adesso è ritornato in attacco il Ponzano che prova a farsi vedere dalle parti della Colletta. Buona questa azione, attenzione, va al tiro Gasparetto, Alex Gasparetto, in classe 2001, è un giocatore brevilineo, ha stoppato bene anche il pallone, ha cercato di andare di prima intenzione al tiro, pallone che è terminato però abbondantemente alto sopra la traversa difesa dalla Colletta, quindi nulla di fatto e nessuna paura per la formazione di casa. Ballomà scodella il pallone sulla fascia dove spinge Magli, Bozzon che viene a prendersi il pallone, poi Mutton, tutto bene per quanto riguarda il Conegliano, Magli invitato ad andarsi a prendere questa palla. È una buonissima azione perché è sviluppata molto bene, tutta di prima, tutta per linee in verticale e soprattutto in velocità, però poi palla perduta sul fondo. Manovra Durante per Kurjakovic, ancora Durante, indietro, Giuliotto, sventagliata, un po' di difficoltà di Lungu che aveva un po', non sapeva cosa fare, se andare allo stop oppure sventagliare di prima. Era lì in mezzo al campo, in mezzo a un po' di confusione, l'arbitro lascia correre, palla prima presa dal Ponzano, poi salvata, attenzione, forse c'era anche il fuorigioco di Bozzon ma la palla non gli arriva e allora può ripartire il Ponzano che adesso prova a spostare un pochino più in alto il suo baricentro se vuole naturalmente provare ad entrare in partita, se vuole provare ad entrare nel match e a provare ad aprirlo nuovamente. Vi ricordo che il Ponzano avrebbe bisogno insomma di qualche punticino, palla scaraventata in avanti, il tentativo sarebbe stato buono, solo da scordare questo tiro al volo tentato da Alex Gasparetto che ti termina abbondantemente altissimo sopra la traversa della Colletta. Nulla di fatto, vuole che tutti vadano avanti della Colletta, non li vuole più là, manda tutti più alti e allora della Colletta il rinvio lungo oltre la metà campo abbondantemente per il tentativo di testa di spizzata da parte di Bozzon, non riuscito, arriva anche Mutton anticipato dai suoi avversari. Viene in avanti il Ponzano ancora che cerca di manovrare sulla fascia centrale del campo ma con molta confusione, un Ballomà blocca il tentativo di ripartenza, bene così con Bozzon che la mette a terra, avrebbe la possibilità di servire Buanello ma non gli dà la palla e allora tutto sulla fascia destra con Lungu, Ton per ancora Mutton che viene pescato, anzi scusatemi è Magli che viene pescato, il tentativo di Bozzon, poi l'1-2 con Mutton, ancora Bozzon che cerca di girarsi, appoggia su Magli che la mette dentro molto bene, poi non arriva alla deviazione il colpo di testa di Buanello, allora si muove Malmollà, palla che rimane lì qualche problemino, poi è bravissimo a girarla e a mettere dentro questo pallone incantevole su cui nessuno però è riuscito nella deviazione, peccato perché era una buona azione, buono anche il tentativo di uscita, riuscito, scusate il gioco di parole, da parte del difensore del Conegliano che va a prendersi poi un fallo importante oltre la metà campo portando via il pallone, uscendo in prima battuta molto bene sul suo uomo e poi in seconda battuta con un altro giocatore del Ponzano che gli si era parato dinanzi. Palla messa dentro ancora per Bozzon, fuori, non riesce a tenerla Bozzon, palla che gli è sfuggita, non perfetta, non data benissimo. Andiamo a controllare il cronometro per questa gara che è giunta al 33esimo minuto di gioco sul 2-0 per la formazione di casa che ha trovato il gol al quarto con Buanello e all'8° con Ballomà, mettendo al sicuro, mettendo in tranquillità il match con
tanta voglia di festeggiare ancora di fronte al proprio pubblico dopo aver festeggiato la promozione domenica scorsa con la vittoria contro il Vazzola. Oggi contro il Ponzano c'è la possibilità di ribadire e di festeggiare ancora il tentativo è uno dei più vivaci, questo Gasparetto, che si sta dando un grande affare lì sulla fascia destra del campo. Ha cercato di impegnare Della Colletta con 2 tentativi che sono stati blindati e che sono stati allontanati, questa volta in calcio d'angolo da parte della formazione coneglianese. Allora c'è sempre lui, sempre Alex Gasparetto alla battuta, mette dentro questo pallone, il colpo di testa della Torre Giuliotto, palla che però viene riconquistata dal Conegliano. Attenzione alla ripartenza del Conegliano, ma sono soltanto in 2. Ballomà che riceve palla, poi Tonon, tutto dalla parte opposta, molto bene per Ballomà che va a servire alla cieca Buanello, ma lo trova perché Buanello sapeva dove andare. Buanello ancora che converge verso il centro, prova ad andare al tiro, viene bloccato, ma è ancora il Conegliano che blocca la palla con Del Papa per il numero 2 lungo con il pallone che viene messo in calcio d'angolo. È quando il Conegliano riesce a giocare come sa, con le fasce e poi i traversoni in mezzo, insomma è pericolosissimo, e quindi qualche problemino lo sta dando alla formazione di Ponzano. Fa anche abbastanza caldo perché vediamo qualche giocatore che ha già chiesto da bere, e lo stesso Magli, a parte che Magli qui stava per entrare il terzo gol per la formazione del Conegliano, un salvataggio quasi sulla linea da parte del Ponzano che allontana lo spauracchio del terzo gol, e allora butta via il pallone lungo oltre la metà campo con Magli che si trova sulla sua fascia adesso per cercare di dare una mano anche ai suoi compagni di squadra. Se ne va solo Sordi sulla fascia sinistra del campo, ancora Sordi, ha avuto ragione del suo diretto avversario Bozzon lascia partire un tiro che però non impegna più di tanto Matteo Bau, che controlla il pallone, mentre il tecnico del Ponzano manda già a riscaldare 2 uomini della panchina, mentre sulla panchina del Conegliano chiaramente sul 2-0 e sui festeggiamenti già iniziati la settimana scorsa, insomma c'è poco movimento. Non so se Granziera, De Pin e Zanardo, che sono i 3 che hanno sempre giocato quest'anno da titolari, insomma potranno e faranno la loro comparsata in campo. Staremo a vedere se invece sceglierà di dare spazio e minutaggio a coloro che hanno giocato meno durante l'annata, e se magari farà entrare qualcuno che merita di trovare spazio in queste ultime partite di campionato. Attenzione con Ton che era uscito, ma poi Ton è bravo a rientrare, si scontrano Ton e Del Papa, si chiedono scusa a vicenda, e quindi un errore che poteva anche costare caro alla formazione di casa, perché i 2 si sono scontrati, pallone che è rimasto in mezzo e pallone che poi è stato fortunatamente riconquistato dai padroni di casa. Ballomà bravo a sventagliare sulla fascia sinistra, la mette giù il duo Tonon-Mutton, lancia in avanti ancora con Mutton impegnatissimo ad andarsi a prendere questa palla. Magli che attendeva il fallo da Tergo non è arrivato, e palla che allora è costretto ad allontanare in fallo laterale per spezzare la giocata del Ponzano. Una bella giornata di sole dopo che in mattinata Conegliano aveva visto la pioggia, anche piuttosto violenta in certi frangenti, però campo che tiene in maniera splendida. C'era bisogno di acqua naturalmente, campo che è stato sistemato, come avete sentito, insomma la società Conegliano dall'amministrazione vorrebbe qualcosa a livello di aiuto per quanto riguarda anche le strutture. Si parla da secoli, da tempo, di un terreno in sintetico nel cosiddetto campo 2 del calcio conegliano, dove fanno allenamento le varie squadre giovanili e dove si allenano e dove preparano la partita prima della gara. Appunto le 2 squadre l'hanno fatto anche prima.
vicino al Palazzetto dello Sport. Da tempo si chiede e si chiederebbe un sintetico che aiuterebbe naturalmente la società. Attenzione a questo lancio in mezzo all'area di rigore, nulla di fatto, può ripartire la formazione del Conegliano. C'è il fallo di Kurjakovic che viene ammonito, è il secondo giocatore a terminare sul taccuino del signor Costantin della sezione di Castelfranco Veneto. Un fallo che, diciamo, è stato costretto a fare per non dare la possibilità di una ripartenza abbastanza preoccupante da parte della formazione di casa. Ton, che guarda il posizionamento dei suoi, sventaglia in mezzo per trovare la testa di Bozzon, che però non riesce a spizzarla. Pollice alto per Bozzon, che ringrazia Ton, però palla che non si è vista, e allora palla che viene fatta girare da Bau per il suo terzino. L'impostazione è di Kurjakovic, ancora sulla destra con Giuliotto, in avanti per Losci, anche lui costretto a venire fuori a prendersi questa palla, ed eccolo qui il gol che può riaprire la partita, con il gol del numero 8, mi pare, Durante, che andiamo a vedere, segna al minuto, mi pare, vediamo se è Durante, ma penso di sì. Ha segnato Tommaso Durante al 40° minuto. 40° minuto di gioco. Durante del Ponzano va ad accorciare e a riaprire, per così dire, la partita, insomma, anche se dobbiamo dire che è stata un'azione forse con lasciata andare, lasciata concludere molto, molto molle, molto tranquilla, molto soft da parte della difesa del Conegliano, che si è fatta saltare un po' troppo facilmente. E allora in avanti ancora il Ponzano, che trova un po' di vivacità in questo finire di gara, almeno per quanto riguarda il primo tempo, prova a rientrare in partita, prova a riaprire i giochi sul 2-1 del Papa, che apre per Lungu, spinge in avanti ancora, Ballomà gli dà una mano, Uanello, l'autore del primo gol, Ton, per trovare e pescare ancora l'impostazione con Tonon, e poi Bozzon per Mutton. Si gioca qui, insomma, la spinta in avanti, attenzione, Bozzon, l'appoggio molto buono, appoggio molto molto buono di Bozzon per la corrente, mi pare, andremo a vederlo, mi pare, vediamo se era, eccolo, che questo era il numero 8 Tonon, sì, che ha provato, su bel invito da parte di Bozzon, ha provato il tiro, tenuto con qualche difficoltà in due tempi da Matteo Bau, però era buona. Ve l'ho detto in precedenza, quando al Conegliano permetti di giocare in tranquillità, senza grande pressione e con la possibilità di far viaggiare le fasce e poi cercare di pescare in mezzo all'area, insomma, vedete come in questo frangente la difficoltà da parte del Ponzano di bloccare sul nascere il tentativo di ripartenza dei gialloblu. Ci riesce in questo caso con Uanello, che si vede la palla deviata in fallo laterale. Ballomà, un po' fortunato, si arrabbia il giocatore Berzacola, che non è riuscito a guadagnare il pallone. Poi Bozzon prova l'1-2, non riuscito perché non arriva a compimento, e allora può provare a ripartire la formazione del Ponzano, andando indietro, è un po' troppo lenta, da riva gli bloccano tutte le uscite, quindi non c'è, deve per forza rallentare per provare a ragionare e a trovare soprattutto gli uomini liberi, perché come vedete in mezzo ci sono 4 uomini del Conegliano, 5 ora, che lavorano sia in fase offensiva che in fase difensiva,
e quindi lì tra le linee è difficile trovare pallone e conquistare palloni con Ballomà e con Del Papa che dettano legge. In avanti ancora la formazione ospite, i biancoverdi provano ad impostare questa azione con Dariva per Kuriakovic, alza la testa, vede il movimento di Losci che viene a prendersi palla perché lì davanti ne ha viste veramente poche, tutto sulla fascia ancora, cerca di metterla dentro, c'è una deviazione di un uomo del Conegliano e allora quando il minuto scocca, andiamo a controllarlo, 44esimo, un minuto al riposo e penso che non ci siano minuti da recuperare, ci sia tempo da recuperare un pallone che poteva complicare la vita della Colletta, che si ritrova il pallone sul piede e pallone in calcio d'angolo. È andata bene per quanto riguarda Dalla Colletta, che ha visto il pallone all'ultimo istante perché Bozzon gliel'ha lasciato, ma forse non se l'aspettava, e quindi pallone che è andato fortunatamente sul fondo. C'era il calcio d'angolo già battuto, già effettuato da parte del Ponzano, ma nessun problema per il calcio conegliano che prova a ripartire. Ultimi istanti di gioco del primo tempo, vediamo se il signor Costantin della sezione di Castelfranco Veneto, eccolo qui, si mette il fischietto in bocca, manda tutti a riposare, 15 minuti e anche noi ci fermiamo e diamo linea alla regia.
Ritorniamo in collegamento dal Narciso Soldan di Conegliano per il secondo tempo tra la formazione di casa, il Calcio Conegliano neopromosso nel torneo di eccellenza per il prossimo anno, e allora affronta quest'oggi il Ponzano. C'è una sostituzione intanto proprio per il Ponzano, entrerà il numero 19 Luca Sommavilla, altro giovane, un classe 2005, allora al posto del numero 9, al posto di Berzacola mi pare di aver visto, quindi dentro il numero 19 Sommavilla, fuori il numero 9 Berzacola, cambio con un Berzacola che in effetti si era visto pochissimo, con poche palle da sfruttare per la verità. Sia lui che Losci hanno avuto pochissime palle lì davanti da poter sfruttare, da poter giocare, e allora a farne le spese per il momento Berzacola, sostituito dal numero 19 Sommavilla. Gara ripartita, e allora palla per Giuliotto che scodella in avanti, ma il campo finisce e Davide Manno non riesce a controllare il pallone, che termina in fallo laterale e dà la possibilità alla compagine del Conegliano di riprendere a giocare con le mani. La rimessa in gioco è corta, la fa sua il numero 8 Durante, palla che rimane ancora lì sulla zona centrale con un po' di confusione. Finalmente il pallone esce dalle parti dell'attacco del Conegliano, fermato subito però dalla retroguardia del Ponzano, con Matteo Bau che dà palla al suo numero 5 Giuliotto, mentre anche mister Andretta manda a scaldare degli uomini in panchina. Un uomo per panchina, mi pare, un giocatore per il Ponzano, un giocatore anzi due adesso per la formazione di casa, e sono giovani, quindi presumiamo che Granziera, De Pin e Zanardo, insomma, che abbiamo visto durante tutto l'anno, troveranno posto e rimarranno seduti in panchina, per dare spazio ai più giovani, per dare spazio naturalmente a quelli che hanno giocato un pochino meno durante il corso della stagione. In avanti spinge la formazione del Ponzano, che sul 2-1 prova a riaprire la gara, la partita. 1 minuto e 47 del secondo tempo, Bau che prende palla, la mette a terra e prova a impostare con l'aiuto del numero 5 Giuliotto, che va per linee orizzontali trovando Kuriakovic per ancora. Vedete come quando la marcatura si fa un pochino più asfissiante, un pochino più di pressing sia alto che sulla linea di centrocampo, il pallone fatica ad arrivare dalle parti appunto di Losci. Attenzione, manovrata ancora, ci mette il corpo, Sordi esce bene vincendo il duello, poi palla ancora riconquistata dal Ponzano, un po' iniziato questo secondo tempo con un po' di confusione, un po' di battaglia lì in mezzo, insomma poca lucidità, però la palla insomma che adesso prova a viaggiare con Giuliotto. Eccolo Giuliotto, guarda la posizione dei suoi, taglia il campo, il più vivace Gasparetto che viene tralasciato, e allora pallone messo fuori invece dal Conegliano, un Ballomà che prova a servire Buanello, non ci riesce perché c'è la deviazione del suo diretto avversario, palla in fallo laterale, verrà rigiocata con le mani da parte della compagine di casa. Pallone giocato con le mani, eccolo qui, poi il ritorno non è buono da parte di Buanello, e allora c'è poi il fallo, guadagna una punizione il Ponzano, che prova a girare il pallone con Giuliotto. Giuliotto ancora spinge tutto dalla parte opposta, dalla colletta che esce splendidamente, perché a un certo punto ho temuto per questo pallone lanciato e tagliato molto bene dalle retrovie. Si è fatto vedere, ha chiamato palla della colletta, molto molto bravo, va a prendersi il pallone e prova ad impostarlo, poi la sfera termina
in fallo laterale, nulla di fatto. Con le mani il Ponzano per giocare questo pallone, tentativo di colpire di testa da parte del numero 19 appena entrato Sommavilla, non riuscito. Prova a ripartire il Conegliano, palla che rimane lì sulla linea, guadagna la rimessa in gioco con le mani il Conegliano, palla che viene gettata in avanti. Adesso attenzione per il Ponzano, nulla di fatto. Ponzano ancora che giostra con Giuliotto, perde palla, poi gli si para davanti il numero 7 Mouton, palla che viene messa in fallo laterale, e allora sì, ancora in avanti tutto con questa palla controllata dal Ponzano sulla fascia destra del campo. Cercava di andarsene Durante, non riuscito. A sostegno arriva il numero 2 Davide Manno che mette dentro palla, ma ormai Della Colletta ci ha abituato a queste uscite che conosciamo. È andato a prendersi anche questo pallone senza patemi d'animo, senza problemi, e allora l'ha appoggiato il suo compagno di squadra. Buona la spizzata di Bozzon intanto per il tentativo di raggiungere Mouton, non riuscito, con Stefano Andretta che chiama proprio Mouton chiedendogli qualcosa di specifico, mi pare. Questo frangente, palla ancora che provano a ragionare, provano a giocare quelli del Ponzano, pallone che termina a lato, e allora c'è Magli che fa viaggiare i suoi, Ton che serve il numero 5 Sordi, Della Colletta, Sordi, Ton dovrebbe provare ad alzarsi un pochino la linea del Ponzano, invece è immobile lì, dà la possibilità al Conegliano di affondare come adesso. Peccato che Bozzon perda questa palla, non riesca a controllarla, e allora palla che viene messa a terra dal Ponzano, che prova ad andare sulla fascia con il giocatore che è più vivo in questa partita, ovvero Gasparetto, che prova a mettere dentro il pallone, poi lo tiene ancora, ci mette anche il fisico nonostante sia più piccolino del suo diretto avversario. Era riuscito a fare una buona azione il Ponzano, poi fermato dal Conegliano che stenta a ripartire con Bozzon che la mette giù di petto, poi la controlla, e allora Bozzon per Del Papa in dietro, pallone per Bozzon, tutto dalla parte opposta, bene, tutto dalla parte opposta per trovare ancora e provare a far viaggiare Lungu. Bloccato Lungu in seconda battuta, stava per riprendersi il pallone, esce Kuriakovic, la mette a terra con qualche difficoltà, Mason la perde, reclama il fallo, l'arbitro non è di questo avviso. Il tentativo di andare in sforbiciata di Mouton, si è complicato un pochino la vita, nulla di fatto. È bravo a riconquistare il pallone Magli, poi la riperde in mezzo al campo, qualche scambio di troppo, e qui arriva Ton che travolge il suo diretto avversario con il fisico, lo mette a terra, e allora nulla di fatto. Viene in avanti il Ponzano, e si presenta con questo tiro Davide Manno da dimenticare. Buono il tentativo di giocata 1-2, poi il tentativo di andare a pescare la porta è da dimenticare, nulla di fatto. Della Colletta, Sordi, ancora Sordi, Bozzon la mette a terra, la tiene, si gira, fa salire i suoi, allora prova a spingere Tonon, tutto indietro perché non ci sono spazi lì davanti, anche in questo caso sventagliata non precisa, palla che non arriva dalle parti di Guanello. Ballomà che va in pressing alto, buona l'uscita del numero 2 Lungu che lascia a terra Giovanni Mason che si lamenta, l'arbitro non ravvede nessuna punizione, allora
può rigiocare ancora il Ponzano, che cambia la giocata sulla fascia destra, mette dentro ancora il pallone, tentava il passaggio per favorire Manno, palla che però se ne va in fallo laterale molto male. Il Conegliano con le mani può incominciare a far viaggiare Bozzon, che se ne va sullo stretto. L'arbitro forse stava per fischiare, poi ha lasciato andare questo fallo, che c'era tutto su Bozzon perché si era girato e aveva subito il fallo. Bozzon ancora la tiene il pallone per cercare di farlo viaggiare, il colpo di Gasparetto con le mani e costringe l'arbitro a fischiare, e allora si riprenderà a giocare con la compagine del Conegliano, che butterà palla in avanti, sì, sventagliata lunga per il tentativo di spizzata, riuscita di Bozzon per niente da fare. Ballomà che non riesce a girarsi nello stretto, palla che viene perduta e può ripartire il Ponzano. In avanti il Ponzano con Durante che non riesce a conquistare il pallone, palla che viene messa in fallo laterale. Mason, Losci mette dentro, Ton invece la rispedisce fuori, può ripartire Ballomà. Ballomà la tiene, una bel filtrante per Bozzon, è stato bravo ad anticipare tutto il giocatore del Ponzano, che ha fermato la trama di gioco. Ancora con qualche difficoltà entra in area, attenzione, pallone che stava per andare in calcio d'angolo, 2 palloni in campo. Con le mani Manno, prova a girarsi per Gasparetto, tutto indietro, attenzione, va a caricare il suo destro, ma l'arbitro è lì, poi commette fallo da Riva mi pare, quindi si riprenderà a giocare con una punizione per il Conegliano dopo il cambio, però un cambio che vede entrare Luca Zambello per il Ponzano con il numero 20. Luca Zambello, vediamo chi uscirà e chi entra il 20, e questo l'abbiamo capito, esce il numero 11. Sì, forse è uscito Mason. È uscito il numero 20 Luca Zambello con il numero 11 Giovanni Mason. E adesso c'è il fallo su Bozzon del Papa. Magli che viene fermato, poi la ripartenza trova ancora a fermare tutto del Papa. In avanti il tentativo di Gasparetto, che però non riesce a trovare il pallone. Adesso c'è un pestone ai danni di Sommavilla e c'è la rimessa in gioco, però non c'è stato nessun fallo. La rimessa in gioco per il Conegliano, partita che sta scendendo un po' di tono, quindi vedremo se con i prossimi inserimenti da una parte e dall'altra si movimenterà qualche cosina. È un 2-1 che ancora può dare qualche speranza, insomma, per riaprire ulteriormente la gara per il Ponzano, che deve assolutamente fare punti. Situazione di classifica la sua non molto felice. Bau prende palla, la mette a terra con un palleggio e mi pare che Andretta abbia deciso di effettuare il cambio. Allora vediamo, dovrebbe entrare Pinarello. Vediamo 2 uomini, un doppio cambio sarà mi pare.
Allora, Pinarello e Messedaglia dovrebbero essere i due scelti da Stefano Andretta per entrare in campo in questo secondo tempo, nell'attesa intanto che il Ponzano vada alla battuta di questo calcio di punizione sul pallone Cellosci, poi si allontana e andrà a battere Kurjakovic. Cercava la deviazione di testa del suo attaccante, non riuscito, però poi si distrae un po' il Conegliano nella ripartenza e non riesce a far ripartire Ballomà e Uanello. Palla che rimane lì ancora sulla metà campo con un po' di confusione, la fa sua ancora il Ponzano che gira palla, va a trovare Giuliotto che spinge su Manno per il suo compagno Durante, anticipato dal suo diretto avversario, palla toccata dallo stesso Durante e quindi rimessa in gioco con le mani da parte del Conegliano. Uanello bravo a far viaggiare, a tentare di far viaggiare Bozzon, non gli arriva il pallone e mi pare che è tutto pronto per il duplice cambio. Per il momento ne fa solo uno, vediamo, 19, quindi entra, come dicevamo prima, Messedaglia. Messedaglia è un giovane, Mattia Messedaglia, un classe 2003, pensate, ha realizzato quest'anno 36 gol nella formazione degli juniores under 19, una formazione che ha vinto il proprio campionato, no? Mi pare che sia stata una delle 4 formazioni, insomma, che hanno coronato una stagione veramente indimenticabile per i gialloblu, per il calcio conegliano. Quindi Messedaglia, 36 gol per lui negli juniores, ecco la sua entrata in campo del giovane bomber al posto del numero 8, quindi esce Tonon. Davide Dado Ton con il numero 19 Mattia Messedaglia. E allora fuori Davide Tonon e dentro Messedaglia, come vi dicevo, esce dalla parte opposta del campo. E poi c'è un altro cambio con il numero 15 già pronto, Alessio Pinarello. Anche per Alessio Pinarello vediamo la sostituzione, vediamo se Omar Gava ci fa capire anche chi è uscito. Escono tutti. Chi è uscito? Mutton, e quindi esce Mutton ed entra Pinarello. Esce Enrico Mutton per Alessio Pinarello. E allora Pinarello dentro, fuori Mutton, dentro Messedaglia e fuori Tonon. Vediamo che cosa cambierà negli schemi, nelle giocate appunto del Conegliano per quanto riguarda questa gara, che si è subito messa bene dopo 4 minuti per la formazione di casa. Al quarto andava in gol Vianello, all'8° Ballomà e poi al 40°, allo scadere quasi del primo tempo, accorciava le distanze Durante del Ponzano, perde palla adesso il Conegliano. Inutile questo fallo per Magli che si lascia andare a... c'è l'ammonizione per Magli, un po' una munizione senza senso, insomma, poteva lasciare andare il giocatore, non avrebbe cambiato poi più di tanto, insomma la situazione. Si è preso questa ammonizione, 17° minuto di gioco, quasi 18°, con una punizione per uno dei giocatori più vispi del Ponzano, ovvero questo Alex Gasparetto, classe 2001, fisico brevilineo, molto veloce, ha provato anche a farsi vedere, pallone che adesso non viene scodellato all'interno dell'area di rigore, può provare ad uscire il Conegliano, non ci riesce in prima battuta, va ancora sulla fascia destra del campo, si muove bene, attenzione, bisogna tenerlo lì,
protestano per qualcosa che hanno visto quelli del Ponzano, poi un po' di fortuna prova la ripartenza il numero 19 appunto Messedaglia, fermato subito. Attenzione a bravo Della Colletta, Matteo Della Colletta, che non ha fatto vedere palla su questi traversoni alti, li ha conquistati tutti lui senza nessun problema. Di esterno Ballorman prova a servire Bozzon, che però è rimasto fermo e non ha conquistato il pallone. Riparte dalla parte opposta della tribuna la formazione del Ponzano, che spinge in avanti con Dariva, poi fermato subito, ancora tutto bloccato lì, e allora si torna dalle parti addirittura di Matteo Bau, il portiere, che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, si muovono in pochi e allora deve buttarla nel mezzo. Conquistata dal Conegliano, però la palla poi in qualche maniera arriva ad Alex Gasparetto e c'è il pareggio del nuovo entrato Luca Zambello. Quindi Zambello va a pareggiare i conti ed è, come dicevamo in precedenza, vuol dire riaprire insomma la gara. 18° del secondo tempo, pareggio, parità per quanto riguarda le due compagini. Zambello ha approfittato. C'è sempre lo zampino di questo scatenato Gasparetto, che effettivamente sulla sua fascia ha dato qualche problemino alla marcatura dei giocatori del Conegliano, giocatore che è molto veloce, piccolino, che ti mette in difficoltà quando ti punta. Abbiamo visto poi in precedenza anche che poi fisicamente ha anche tenuto in alcuni frangenti dove ha dovuto far valere, attenzione a questo pallone che Bau mette a terra, controlla. 2-2 adesso, situazione un pochino più calma e tranquilla per quanto riguarda il Ponzano, che con un punto, insomma, per carità, vorrebbe dire uscire dal comunale di Conegliano. Qui c'era un fallo, forse ormai questi falli gli arbitri proprio non li fischiano più. Gasparetto sventaglia tutto, pallone brutto, però questa volta la va a riprendere ancora il Ponzano con Losci. Ponzano che ha rialzato un po' il baricentro nuovamente. Allora vediamo se il Conegliano potrà e vorrà reagire, insomma, con i due cambi che ha effettuato Messedaglia e Pinarello. Vediamo cosa riusciranno a dare i due. Si fa vedere proprio Messedaglia adesso e allora va a servire Uanello, l'autore del primo gol del Conegliano. Uanello fino in fondo, salta l'uomo, entra in area, una spinta da Tergo, l'arbitro dice che è tutto regolare e allora palla che viene messa fuori perché era già stata fermata in precedenza probabilmente l'azione, e quindi nulla di fatto su quella spinta che abbiamo visto. Esce no, stavo guardando Ton che è venuto vicino alla panchina per bere, per dissetarsi. È calda la giornata oggi, primi caldi della stagione, con Ton che dà la borraccia poi anche a Davide Manno, a sua volta a Gasparetto. Ne approfittano i giocatori per bere, per dissetarsi. Cioè, scusate, io non vedo l'arbitro. È la via. Ah, c'è un uomo a terra, ecco, scusate. Sommavilla a terra. Stavo guardando dove era l'arbitro, mi ero perso anch'io. E allora Sommavilla a terra e tutti intorno a lui con l'arbitro che sta aspettando. Nessuno chiaramente va a far velocizzare la cosa, perché basterebbe appunto farlo uscire dal rettangolo di gioco, cosa che avviene adesso, e in effetti per prestare le cure al giocatore viene trascinato fuori dal campo, e quindi non so se siano crampi per lui oppure qualche problema muscolare per Sommavilla.
Eccolo che viene in avanti ancora il Ponzano, si attende di Ponzano che gioca in inferiorità numerica al momento, vediamo cosa decideranno dalla panchina del Ponzano, perché Somavilla è ancora a terra, probabilmente non ce la fa e allora il tecnico prova a sostituirlo, anzi lo sostituisce con il numero 17 Lorenzo Perrone, anche questo giovanissimo, un 2005, insomma tutto girato sulla fascia destra del campo. Il Conegliano che entra in area, la mette dentro, c'è il colpo di testa che fa uscire il pallone, poi la riconquista ancora la formazione di casa, la sfera con il colpo di tacco a far viaggiare Del Papa che va a terra, si rialza, tiene e retiene il pallone, poi in mezzo all'area il colpo di testa sfiorato soltanto, poi l'arbitro dice che c'è il fallo di mano di Messedaglia, proprio il giocatore del calcio conegliano, e allora c'è il tentativo, o meglio la battuta tra i due giocatori, viene in avanti mentre dovremmo essere pronti anche per la sostituzione di Somavilla che è ancora a terra, speriamo non sia nulla di grave per lui, non sono sicuramente crampi perché no, sta fasciando mi pare il ginocchio e quindi speriamo che non sia un problema grave al ginocchio, ci auguriamo di no. Allora esce Somavilla che era entrato tra l'altro al primo minuto del secondo tempo al posto di Berzacola e il Ponzano manda in campo il numero 17. E allora Lorenzo Perrone, altro giovane della pattuglia del Ponzano, un 2005, va a posizionarsi al posto di Somavilla e quindi cambia ben poco, cambia nulla, lo tranquillizza il mister dalla panchina. Messedaglia cerca di girarsi, come dicevo in precedenza 36 gol per lui negli juniores under 19, subito a assaggiare anche la categoria della promozione per capire e rendersi conto poi che magari i ritmi sono altri e gli avversari che trovi in queste categorie poi sono diversi da quelli che puoi trovare nei giovanili chiaramente. Andretta che parla con i suoi collaboratori davanti alla panchina, un 2-2 che chiaramente soddisfa tutti, insomma è una festa anche questa, a fine partita, a fine gara, lo ricordiamo, ci sarà anche, abbiamo già visto l'assessore allo sport del comune di Conegliano Longo e dovrebbe raggiungerlo anche il sindaco Fabio Chies, lo ha promesso alla società che verrà sul suo piede, nulla di fatto, era tra l'altro stato bloccato per posizione di offside, presumo, perché si era alzata la bandierina dalla parte opposta alla tribuna del signor Riccardo De Garberi della sezione di Castelfranco Veneto, che insieme all'altro assistente Andrea Vincenzi, sempre della sezione di Castelfranco, coadiuva e collabora con l'arbitro il signor Nicolò Costantin, sempre della sezione di Castelfranco Veneto. Attenzione a Gasparetto e attenzione a Della Colletta che aspetta fino all'ultimo, pallone che entra in area di rigore per poterlo accalappiare con le mani. In avanti ancora Lungu, Ballomà tutto dalla parte opposta, buoni questi tagli che offre Ballomà. Vuanello, l'autore del primo gol, Magli, Del Papa, invita a salire Ton, palla che mette dentro, nulla di fatto, pallone che poteva essere giocato sicuramente un pochino meglio, rallenta il gioco Bau, è segno che insomma un punto a questo punto, e scusate il gioco di parole, potrebbe anche andar bene per la formazione ospite. Viene in avanti ancora il Ponzano, blocca tutto Durante che mette in fallo laterale, se ne incarica Perrone. Attenzione, il tentativo di cross messo dentro, il tiro di Zambello di prima intenzione ed è bravo a smanacciare sopra la traversa Della Colletta che non si fa battere da questo tentativo.
e allora mi pare che Andretta abbia deciso per un altro cambio. Blocca tutto con il petto, poi fa viaggiare, ma la palla viene riconquistata ancora dalla formazione del Ponzano, che ha decisamente alzato un po' il ritmo e alzato anche il baricentro. Vediamo se il Conegliano con i nuovi innesti proverà a metterla sul piano della freschezza. In questo caso c'è Andretta che ha chiamato il prossimo cambio, vedremo chi manderà sul rettangolo di gioco. Il tecnico numero 20, mi dicono Riccardo Della Giustina, anche in questo caso giovane, 2005 per lui, all'esordio in questo campionato, e quindi bene così, per dare la possibilità a diversi giovani attenzione, viene in avanti, fermato ancora Ballomà che cerca di girarsi, non trova spazio, gli chiudono tutto dalla parte opposta, ancora con Pinarello che poi si mette in proprio, da dimenticare anche in questo caso. Stefano Andretta adesso dagli ultimi consigli a Riccardo Della Giustina. Riccardo Della Giustina viene a riprendersi il pallone commettendo fallo Giuliotto, niente da fare, palla che viene riconquistata dalla compagine del Ponzano, dentro per Gasparetto, anticipato, può ripartire la formazione del Conegliano, bravo Del Papa che mette ordine, Ballomà, anzi era Buanello che cercava di servire Bozzon, non passa il pallone ed ecco il cambio per il Conegliano che manda sul rettangolo di gioco anche Riccardo Della Giustina con il numero 20, un giovane. Al 30° minuto sostituisce il numero 2 Cristian Darius Lungu con il numero 20 Riccardo Della Giustina. E allora fuori Lungu, dentro Della Giustina, fuori un 2004, dentro un 2005, per far capire insomma la coata di giovani che possono vantare appunto anche delle presenze adesso nel campionato di promozione, in questo finale di campionato, in questo finale di stagione. Buanello non riesce ad andarsene con il pallone tra i piedi, controlla Perrone che con le mani fa viaggiare il suo compagno, il tentativo per Alex Gasparetto non riuscito, poi il tentativo di uscire invece vincente del Conegliano va a vuoto e quindi con le mani messo in gioco ancora Gasparetto, bloccato, qui si fa sentire il fisico del Conegliano sul giocatore del Ponzano. Del Papa perde una palla in uscita, poi si arrangia in qualche maniera, c'era il fallo e in effetti l'arbitro la pensa come me, messo a terra Losci da parte del Papa che si era fatto superare dal suo diretto avversario. Rimane a terra il giocatore numero 11 Vuanello del Conegliano, invitato ad alzarsi da parte del signor Costantin di Castelfranco Veneto, lo fa adesso, nessun problema, una botta sicuramente, zoppica un pochino ma va a prendere posizione in mezzo all'area di rigore. Punizione che sarà battuta dal numero 4 Kuriakovic, Damian Kuriakovic, un 2000 per lui. E si provvede mi pare in casa Conegliano ad un altro cambio, pallone ancora sul primo palo per il colpo di testa di Gasparetto, sempre lui. Della Colletta questa volta non è riuscito a salvare il calcio d'angolo e allora calcio d'angolo per la compagine del Ponzano che velocizza la battuta con Alex Gasparetto che mette dentro e guadagna un altro calcio d'angolo, mentre è pronto ad entrare in campo anche il giocatore numero 18 Riccardo Donadon del calcio conegliano, anche lui un 2004, una pattuglia di giovanissimi portati oggi in panchina.
Pallina, il pallone che viaggia, Del Papa lo mette fuori, il colpo di testa ancora, si fa sentire con il fisico il numero 20 del Ponzano, poi ancora Kurjakovic la mette dentro, attenzione perché era fuori dai pali della Colletta che deve rientrare precipitosamente, ma la palla poi termina abbondantemente sopra la traversa e tutto dalla parte opposta, nessun problema per il portierone del Conegliano. In avanti di nuovo, in uscita la compagine giallo-blu, Del Papa per pescare il suo compagno, poi non c'è lo scambio, attenzione a Gasparetto che è quello che ne ha di più, è quello che ha più voglia di mettersi in mostra, è quello che ha più voglia di incidere sulla partita. Ha fatto una buonissima partita, una buonissima gara il giovane del Ponzano. Del Papa che scodella questa palla sulla fascia dove si invola Bozzon, che però Bozzon non riesce a riconquistare questo pallone. Sì, è un po' stanco poi a un giocatore come Bozzon, dal fisico come Bozzon, chiedere un 86 tra l'altro, ma chiedere con il suo fisico questa corsa quasi per 20 metri, un po' improbabile per un giocatore dalle sue caratteristiche, dalle sue giocate. È buono il peccato che la palla sia terminata fuori, era buona la finta di Davide Manno, anche lui ci è piaciuto, insomma, sulla sua fascia ha fatto il compitino, non eccellendo, però nemmeno combinando guai, quindi il giovane del Treviso, lui un giovane però che è del vivaio del Treviso, mandato a farsi le ossa appunto a Ponzano, un 2002, ma si vede che è un pochino impostato sicuramente, giocatore anche dal fisico che deve ancora esplodere, quindi vedremo che cosa farà nei prossimi anni. Comunque buona, insomma, senza grandissime cose, però insomma buona la sua prestazione quest'oggi, si fa sentire, avete visto anche con il fisico notevolmente inferiore Alex Gasparetto. Adesso punta il giocatore del era il numero 8 Durante, che si è fatto anche lui 20-25 metri di campo, poi è arrivato allo scambio l'1-2 non riuscito, non chiuso perché ha chiuso tutto della Colletta. Uanello che se ne va, molto bene, attenzione, bravo Uanello, ne semina 3, tutto dalla parte opposta, sì, e allora Ballomà anche lui si mette in proprio, mette dentro questo pallone per cercare Messedaglia, anticipato dal suo diretto avversario. Messedaglia che ritorna, va in pressing, adesso esce ma viene fermato lì sulla linea mediana del campo la formazione del Ponzano, e allora spinge Magli che converge al centro. Magli prova l'1-2, anzi aveva provato a mettersi in proprio, non è riuscito, peccato perché anche lui si è mosso bene in questa gara. Alvise Magli, un 2002, anche lui si è fatto vedere, insomma si è proposto sulla sua fascia. Adesso c'è il cambio, Conegliano che manda in the box, come si suol dire, il numero 18, e cioè Donadon, Riccardo Donadon, vediamo se, eccolo qua, bravissimo. Esce Ballomà che esce tra gli applausi del pubblico. Al 36esimo minuto sostituisce il capitano Giulio Ballomà con il numero 18 Riccardo Donadon. E allora Ballomà lascia il campo dopo una buona prestazione, ha messo sicuramente del suo in questa gara, una bella partita quella di Ballomà, ed entra un altro giocatore, entra il numero 18 Riccardo Donadon al 38esimo minuto di gioco, quindi 7 al termine più eventuale recupero. Gli ultimi minuti li lasceremo senza il mio commento, visto che cercherò di trovare la strada del campo. Vedo assessore e sindaco già arrivati qui al Soldán, e quindi poi vedremo di portarli ai nostri microfoni.
tutto per il numero 17 Perrone, mette palla in mezzo, non riesce a riconquistarla però nessuno del Ponzano, che adesso prova a spingere con i cambi effettuati. Bravo Bozzon che si gira bene tutto solo, deve andarsene. Bozzon ha provato, si è arrabbiato perché in effetti ha fatto bene, ha ammonito anche il numero, adesso ve lo diciamo, il giovane che è entrato sui piedi, sulle caviglie di Bozzon, lo ha fermato in qualche maniera. E allora Ton ci prova a mettere dentro questo pallone, invita a salire il suo compagno, tutto dalla parte opposta, palla che non arriva a nessuno, un po' di stanchezza adesso si fa sentire chiaramente. Gasparetto tutto indietro per Durante, questa palla che stava per uscire Gasparetto la risolve, salta e poi va a spingere sul numero 4 e guardate Della Colletta che va ad agire come ultimo uomo, come un libero, prende palla, la fa sua e la butta in fallo laterale. Vediamo se riusciamo a darvi anche il numero dell'ammonito in precedenza. Colpo di testa, palla che esce e adesso viene a riconquistarlo proprio Bau. Pallone che viene fermato da Del Papa, fallo. Allora l'ammonito era Crosato, allora il numero 6 in precedenza del Ponzano. 40° minuto di gioco, quasi 41, con 4 minuti da giocare più eventuale recupero che pensiamo, insomma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì, 3 o 4 minuti ce li dobbiamo prendere, a meno che l'arbitro non dichiari di averne abbastanza e di volersene tornare a Castelfranco Veneto. In avanti il Ponzano, attenzione, si allarga e il numero 20 Zambello ha fatto tutto bene, tranne forse questo tiro che voleva, non so se nelle sue intenzioni era quello di trovare il secondo palo, sta di fatto che ne è uscito invece un tiro sul primo palo dove Della Colletta non ha avuto problemi a salvare con il pugno. Del Papa mette ordine, non trova però la ripartenza e in effetti vedete come ci sia qualche difficoltà nella ripartenza adesso, ma insomma ci sta, insomma un po' di stanchezza e un po' di appannamento. 42° minuto di gioco, vediamo all'uscita del cartello dei minuti di recupero, proverò a scendere nel tunnel del Narciso Soldan di Conegliano. La ripartenza non va a buon fine per il Conegliano, che viene rimontato dal numero 17 Lorenzo Perrone, che guadagna anche il fallo perché si appende a lui Messedaglia. Gioca il Ponzano sul 2-2, un risultato che alla fin fine può andare bene sicuramente alla formazione ospite. C'è anche il numero 12 Alberto De Cecco, altro 2005 a cui Stefano Andretta dà l'onore di esordire, presumo, in questo campionato. Per De Cecco, il portiere, il numero 12, quindi la possibilità di entrare in campo, se glielo permetteranno, insomma, se la palla uscirà al più presto. Vediamo, tutto dalla parte opposta, sbaglia, il Ponzano la riconquista, la riguadagna, la mette a terra. Tutto per giocarlo con Kurjakovic.
Gasparetto, la stanchezza si fa sentire ed ecco il cambio. Allora fuori il portiere titolare Matteo Della Colletta e dentro il numero 12, anche per lui un esordio immagino. Esordio per Alberto De Cecco, classe 2005. Con l'esordio del numero 12, un applauso per Alberto De Cecco. E allora De Cecco va a prendere posto tra i pali al posto del titolarissimo Matteo Della Colletta. L'abbraccio tra i due e naturalmente eccolo qui abbracciato anche dal tecnico Andretta. Matteo Della Colletta, uno dei portieri che già si era messo in luce tra le file appunto dell'Eclisse Careni Pivigina nei campionati che aveva disputato appunto sul quartier del Piave ed è venuto a Conegliano per ricrearsi, diciamo così, e ha trovato veramente pane per i suoi denti, ha fatto dei gran campionati, quindi complimenti a lui, è uno dei portieri più interessanti e tra l'altro è anche un 2000, quindi gioca con tanta esperienza sulle spalle, ma la carta d'identità ancora gli sorride, e beato lui, insomma, 2000. E allora andiamo a controllare il tempo, 45esimo che scatta adesso. Allora io, per non rischiare, vedo di scendere e di andare ad effettuare poi le interviste, sperando di trovare... Eccolo lì il gol, attenzione, abbiamo visto il gol del 3-2. Del 3-2, il giocatore questo che abbracciano, forse è quello che è entrato in precedenza, no, è il numero 8, è il numero 8 Durante, sì, Durante, che va al gol al 45esimo. Ed è un 5 minuti, ecco lì, avevamo più o meno visto bene, insomma. 5 minuti. E allora vi lascio senza il mio commento, qualcuno dirà meno male, e allora noi ci sentiamo dal tunnel, dove avremo modo di avvicinare a fine gara i due tecnici e poi di parlare magari con il sindaco, che ci ha promesso di essere ai nostri microfoni per parlare un po' di questo Conegliano Calcio e di questa nuova avventura. A tra poco. Ah, ma siete qua? Ma guarda che lì poi ci andiamo gli altri, Sei arrivato quanto pagare? Sì, perché manca 5 minuti. Non me ne avete contato? Si fa questo dato, lo so sempre la finale
peccato perché... Gol. Allora, non si vede niente. non si vede niente. Beh, insomma, non si vede niente, però hai visto 3 punti. Sì, ci volevano per, Vediamo. per mantenere ancora viva la speranza e niente, ce la giochiamo l'ultima e speriamo che vada bene come oggi. Si era messa male perché vi avevano chiuso là, avevano dimostrato di voler chiudere la partita, poi invece piano piano voi avete preso un pochino coraggio. Sì, noi dopo servivano i 3 punti, loro magari avendo già vinto il campionato, partite così alla fine sono così, forse avevamo più fame di loro sicuramente. Sicuramente sì, il 2-2 sul 3-2 poi trovato questo gol, tra l'altro di uno appena entrato, o no, di Durante Sì, che ha fatto già anche il primo. No, siamo stati bravi, dai, dopo le 2 mazzate all'inizio poi ci siamo rimessi bene in campo, abbiamo parlato tra il primo e il secondo tempo e abbiamo dato tutto il secondo e si è visto. Se va tutto bene sei riconfermato come... Pensiamo a domenica e basta. Domenica contro? Contro l'ultima, contro il Vazzolo in casa. Quindi una partita un po' così, sai già i risultati delle altre? No, non ancora a vedere sinceramente. Bene, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Grazie a te, ciao. In bocca al lupo, naturalmente io ho il sole giusto in faccia, quindi non riesco a vedere. Vediamo se riusciamo ad avere, ecco, da questa parte, vediamo se riusciamo ad avere anche il mister del Conegliano oppure se c'è qualcuno in grado. Sto aspettando anche il sindaco che dovrebbe venire a salutare il pubblico e a salutare la società. Vediamo se riusciamo ad averli qui al più presto, se esce qualcuno dal tunnel. Aspetta che andiamo a prendere Bozzon che ne trovassi uno che ha voglia di parlare. Dai, mamma mia ragazzi, mamma mia, per dire 2 parole sono il massimo della difficoltà e niente da. Allora, attendiamo un attimo di vedere se il sindaco arriva, io attendo anche di vedere se troviamo qualcun altro qui pronto a, non so se poi arriva il segnale dal vediamo se qualcuno può, Andretta, se riesci a mandarlo, vediamo se riusciamo ad avere Stefano Andretta. Esco di nuovo dal tunnel sperando che mi si sia sentito, insomma, anche da dentro il tunnel, quindi
il Ponzano che ha vinto per 3-2 riaccende la speranza. Allora, certo che ai tuoi giocatori bisogna fare un corso di parlare, perché nessuno vuol parlare, quindi parla il mister in questo caso. Allora, l'avevate messa subito bene, io avevo detto, insomma, tanto per mettere a tacere la partita, 1-2 e finita, poi loro piano piano, forse come diceva il suo mister, con un pochino più di voglia loro di far la partita. Sì, ma questo non è la giustificazione, quindi secondo me abbiamo fatto una brutta figura, ci tenevamo a far bene, a chiudere bene, perché poi avevamo assolutamente una squadra competitiva, per cui siamo riusciti a partire come al solito incanalando la partita nel giusto modo, e poi anziché divertirsi in maniera costruttiva abbiamo cominciato a pensare di essere bravi anche andando piano, e giustamente abbiamo pagato con una sconfitta una prestazione che poteva essere di crescita per qualcuno e per molti di noi. Invece in realtà abbiamo dimostrato che abbiamo bisogno di crescere ulteriormente a livello di mentalità, a livello di atteggiamento, perché è un peccato, è stato un peccato. Però insomma ci sta in questa partita, forse ci sta anche se tu chiaramente non sei d'accordo. Dicevo che quando vi hanno permesso di giocare qualche cosa in più, e molto si vedeva che c'era, insomma, tra le due compagini, perché quando ti hanno permesso di giocare alla vostra maniera, insomma, avevano difficoltà a fermarvi. Ma penso sia anche normale, però il calcio è anche bello per quello, perché non vincono sempre i più bravi, per vincere bisogna essere anche forti, e noi siamo tanto bravi individualmente, però non abbiamo in tutti gli elementi quell'aspetto caratteriale che ti fa diventare forte. Siamo stati forti per quasi tutto il campionato, e motivo per il quale ci ha fatto arrivare alla fine con una vittoria a qualche partita dal termine, però poi quando ci specchiamo e pensiamo di essere solo bravi senza metterci altro, e poi succedono queste cose qui, ed è un rammarico, perché ripeto, volevamo chiudere in bellezza, anche la prossima cercheremo sicuramente di fare meglio, ma il rammarico è grande perché abbiamo fatto qualcosa di importante, nessuno ce lo toglie, però è un peccato chiudere davanti al nostro pubblico, e anche nel rispetto anche di avversari che giustamente anche con il risultato di oggi probabilmente il campionato è diventato più avvincente. Avete dato un po' di speranza? Abbiamo dato giustamente la speranza, perché sono meritato, però da parte nostra rimane il rammarico, perché pensavo e speravo che fossimo diventati bravi anche a livello proprio caratteriale di convinzione. In realtà, come abbassiamo un attimino la guardia, non abbiamo lo spessore per poter determinare le partite. Ma succede anche ai grandi, quindi succede anche al calcio conegliano. Vale. Goditi ugualmente questa giornata, e complimenti Stefano. Grazie. Avremo modo di sentirci ancora. Insomma, il calcio conegliano ritorna a giocare un campionato che finalmente è un campionato consono alla città, e ci auguriamo, come dicevamo in precedenza prepartita, che la città segua questo calcio conegliano. Sì, è la speranza di tutti, noi ci abbiamo veramente messo tutto quello che potevamo metterci, la società è stata veramente impressionante per tutto quello che ci ha dato, e che ha messo in condizione una città che il calcio mancava secondo me in categorie di un certo livello da tanti anni. L'eccellenza è un campionato difficile, e quindi saranno dei confronti belli da giocare, vincenti, e speriamo di vedere tanta gente allo stadio. Bene, in bocca al lupo, e naturalmente avremo modo di risentirci. Grazie a Stefano Andretta. Allora, sì, vediamo se riusciamo ad avere il sindaco, perché tra poco dovrebbero entrare anche tutti i ragazzi del settore giovanile del calcio conegliano. Qui si sta preparando appunto la sfilata, e il sindaco dovrebbe venire a salutare naturalmente e a dare l'ok, insomma, insieme al suo assessore allo sport. Era un'occasione, insomma, per vedere se riuscivamo a scambiare quattro chiacchiere con lui. Mi auguro di sì, non lo vedo, però non so dove si sia nascosto, rintanato nel tunnel del Narciso Soldan. Vediamo se
vediamo se abbiamo, ecco viene Bruno Gava, mi fa segno che probabilmente il sindaco dovrebbe arrivare, quindi aspettiamo, diamo ancora la possibilità di arrivare qui ai miei microfoni con il gran finale che dovrebbe avvenire adesso. Vedo Bruno Gava che viene ad uscire, viene perché sia il sindaco sia l'assessore allo sport sono stati vestiti dai colori, con i colori giallo-blu. Sindaco, allora, e assessore, ecco perché non arrivavate più, vi hanno vestito, quindi assessore, contento? Lei mi ha detto che voleva fare un saluto? Sì. Buonasera, ci sentono in... buonasera a tutti e complimenti al Presidente, alla staff e tutti i ragazzi di questa bella vittoria e del passaggio di categoria. In bocca al lupo. Grazie all'assessore. Sindaco, prima non so se hai potuto sentire insomma nel pre-partita, ma l'avevamo detto anche in altre occasioni e scritto anche sui giornali l'altro giorno, come hai potuto leggere magari, adesso il calcio conegliano ha bisogno della città, ha bisogno che il pubblico finalmente si innamori di questa squadra, incominci a seguire, incominci a venire allo stadio, incominci a seguire proprio la squadra, che si stringa intorno alla squadra. Assolutamente sì, diciamo che questo salto di categoria era agognato da molti anni a Conegliano, una nuova dirigenza, una nuova solidità del calcio conegliano che ha permesso di andare in eccellenza e penso che sia il momento, come dici te, che la città si stringa, venga allo stadio. Già la partita scorsa in casa abbiamo visto gli spalti tutti esauriti e speriamo che il prossimo anno sia così. Sì, esatto. Poi ci sarà anche il derby il prossimo anno, per cui penso che quello avrà un richiamo particolare, per cui una nuova vita per il calcio conegliano, una nuova era che pensiamo e speriamo sia, come hai detto te, alla fine diventi un punto di riferimento per la città. Abbiamo tanti sport, ma il calcio per il popolo italiano è lo sport di riferimento, per cui speriamo di vedere tanta gente allo stadio. È chiaro, la gente e poi magari anche qualche sponsor, la società si augurava, quindi qualcuno che veramente si innamori e porti avanti un discorso sempre più proficuo e sempre più interessante. Assolutamente sì, quando si dice vicinanza vuol dire vicinanza a 360 gradi, ci sono tanti sponsor, tanta gente a Conegliano che può venire a dare una mano alla squadra e penso proprio che sia il momento di farlo, visto che i risultati ci sono, la piattaforma su cui si basa la nuova società è solida. A questo punto qua aspettiamo solo che arrivi ulteriore linfa, che vuol dire anche ulteriore denaro per la squadra, perché poi lo sport costa oggi, a certi livelli costa ancora di più, ma se vogliamo tirare su dei giovani con delle regole, con dei valori, bisogna assolutamente avvicinarsi al mondo dello sport e invito anche tutti gli sponsor a farlo, perché abbiamo grandissime ditte, grandissime società, grandissime realtà a Conegliano, è ora che tornino anche nel calcio. È ora che tornino anche nel calcio. L'ultima cosa, un po' tutta la società diceva l'impianto è bellissimo perché finalmente è ritornato a splendere la pista, il campo, il terreno di gioco, mancherebbe solo un sintetico lì che sì, stavo di presidente perché lo avevo chiesto al presidente, un sintetico lì che è da anni che vorremmo vederlo, non l'ho chiesto. Allora metto le mani davanti dicendo che è una richiesta mia, d'accordo? Così ti levo, è una richiesta mia facciamo sto sintetico. Guarda, abbiamo investito tanto soprattutto sulla pista atletica negli ultimi anni, sul campo da calcio, ma anche le tribune hanno bisogno di qualcosa di diverso. Purtroppo la realtà che avevamo ereditato è una realtà in cui non si investiva da tantissimi anni, la pista aveva bisogno, abbiamo fatto un investimento davvero importante qualche anno fa nel mio primo mandato, il campo da calcio adesso è a posto, come dici te, mancherebbe un campo in sintetico, ma anche le tribune hanno bisogno assolutamente di un investimento importante. Abbiamo preso 50 milioni di euro di finanziamenti col PNRR l'anno scorso, non c'erano strutture sportive, speriamo che l'anno a venire ci sia, perché insomma noi siamo disposti a spendere, però bisogna che almeno metà dei soldi arrivino dal contributo. Oh Presidente, io l'ho buttata, quindi vediamo che cosa abbiamo fatto. Bene, io vi lascio, Assessore, Sindaco, buon lavoro naturalmente. Presidente, ci vediamo, grazie. Presidente, la lascio ai suoi giovani. Grazie. Bene, noi ci vediamo dopo. Sì, senz'altro. Allora chiudiamo qui per il momento, va bene? Linea allo studio. Ed eccoli i nostri giocatori che sono già schierati in campo e possiamo iniziare a presentarli.
E proprio nella giornata di ieri i ragazzi della Under 19 che hanno terminato, anzi sono ancora a una giornata dal termine, il campionato Juniors Under 19 regionale, si sono qualificati matematicamente con una giornata d'anticipo